Ok, allora iniziamo comunque la diretta e cominciamo anche la nostra mattinata di approfondimento. Allora, non ci sono tutti i territori, io direi comunque di cominciare. Sto dando il tempo alla regia di attivare la diretta. E io comincio. Ok, io comincio, si dovrebbe vedere solamente il mio volto. No? Perché Tiziana stai verificando? Ok, va bene. Allora mi dai tu l'ok? Mi dici quando appaio così? Su YouTube sì, sei Ok. mia referente, ok? Va bene, ok. Allora, buongiorno a tutte e a tutti e benvenuti a questa mattinata di riflessione e di approfondimento. Io sono Federica Vedova, sono la segretaria della FILT del Veneto e questa mattina ho il compito di accompagnarvi e accompagnarci in questa riflessione, in questa discussione, diciamo in occasione dell'8 marzo e in occasione in qualche modo di un mese di riflessione, perché marzo, ormai l'8 marzo è diventato in realtà il marzo donna, il marzo politiche di genere, il marzo appunto discussione rispetto ai temi appunto che riguardano il genere. A me il compito, insomma, in qualche modo di introdurre l'argomento. A questa iniziativa vado subito ovviamente a presentare insomma quelli che saranno gli interventi e insomma i territori presenti in questa nostra discussione. Allora, c'è sicuramente presente il territorio di Venezia, la FILT di Venezia, con la segretaria Eleonora Martellotti e con una delegata che poi si presenterà. È presente il territorio di Padova con la segretaria Katia Basso, è presente il territorio di Vicenza con la segretaria Maria Cristina Marzola e con una delegata. Ovviamente vi sto presentando e anticipando quelli che saranno gli interventi. In questo momento, insomma, gli interventi saranno come dire, visibili ovviamente sulla diretta, quindi insomma in qualche modo stiamo cominciando un'esperienza anche nuova per noi, oltre all'esperienza ormai rodata della videoconferenza. Proseguo appunto con il territorio di Verona, Raffaello Fasoli, segretario di Verona, generale di Verona e alcune delegate. Il territorio di Treviso con la segretaria generale Samantha Gallo e un delegato dell'aeroporto che poi si presenterà e presento i territori che man mano insomma non si sono ancora collegati ma che si collegheranno. Questo per dare un incipit alla nostra diretta e a questi nostri lavori partecipa la segretaria della CGIL del Veneto Tiziana Basso, a cui insomma saranno anche affidate le conclusioni di questo nostro approfondimento. Allora, innanzitutto partiamo dal tema, insomma dal titolo che abbiamo dato a questa nostra discussione, dai codici di condotta alle buone pratiche. Partiamo subito con quello che vuole essere insomma l'argomento di discussione. In realtà stiamo dentro a una dimensione che riguarda insomma un po' il lavoro che facciamo quotidianamente come organizzazione sindacale, e cioè quello della contrattazione, quello di andare a immaginare, a discutere, a contrattare condizioni di lavoro diverse, insomma, dentro i luoghi di lavoro. Quindi non solo un tema della tutela, ovviamente, dei lavoratori che rappresentiamo e come categoria dei trasporti ne rappresentiamo molti, poi magari entreremo anche nel dettaglio di questo, ma soprattutto proviamo ad immaginare condizioni di lavoro, di organizzazione del lavoro
dello stare al lavoro il più possibile ovviamente migliori di quello che presenta la condizione presente, appunto, e con uno sguardo che dovrebbe essere, uso il condizionale non a caso, dovrebbe essere uno sguardo di genere, cioè uno sguardo che riconosce alcuni temi, ma non solo li riconosce le differenze della presenza femminile all'interno dei contesti lavorativi, riconosce non solo la presenza femminile, ma riconosce anche un altro tema che riguarda il genere e che viene declinato attraverso le politiche di genere, che è il tema della genitorialità. Riconosce il tema dei tempi di vita, quindi dei tempi di vita e dei tempi di lavoro, che non sono solo genitorialità, ma ovviamente sono anche lavoro di cura inteso in maniera assolutamente larga e estesa. Quindi c'è un elemento nel nostro approcciarci a questo tema, al di là della concretezza poi che andremo ad analizzare, c'è un elemento fortemente ideale, che è l'elemento del dove vogliamo arrivare, del dove vogliamo tendere il nostro sguardo e la nostra contrattazione. C'è negli interventi che seguiranno il mio, c'è anche la volontà non solo di fare un'analisi di quello che c'è stato e delle esperienze di buone pratiche che ci sono state nei diversi settori dei trasporti e nei diversi territori, ma c'è anche come dire, uno sguardo all'esterno rispetto al provare a contaminare, al diffondere una cultura diversa, anche sindacale, che riguardi appunto un'attenzione, una percezione del come stanno le persone nei contesti lavorativi e del come queste persone abbiano esigenze e bisogni e modalità diverse. E questa cosa deve essere riconosciuta e questa cosa è ancora molto molto diciamo così solo annunciata e poco praticata. Quindi l'occasione di oggi è anche quella di provare a acquisire in qualche modo non solo uno sguardo sulla realtà, ma acquisire quello sguardo che ci aiuta ad inserire nella nostra contrattazione, nei nostri tavoli negoziali, così come nelle nostre relazioni con le controparti, questo tipo di anche elemento culturale, mi viene da dire, non solo di sguardo, ma anche questa attenzione. Perché vogliamo perseguire una contrattazione di genere? E questa è la domanda che viene subito dopo la mia premessa. Perché una contrattazione di genere riduce al minimo, o forse direi riduce allo zero, gli spazi di discriminazione. Una contrattazione di genere, quindi avendo chiari quali sono gli obiettivi, quali sono tutti gli obiettivi che vogliamo inserire dentro la nostra contrattazione e quindi obiettivi che rispondono a dei bisogni, avere chiaro questo significa non fare determinati errori che invece molto spesso facciamo e continuiamo a fare. Quindi c'è anche un tema di davvero svolta, mi viene da dire culturale e di approccio alla nostra attività quotidiana. È evidente che richiede più fatica, richiede una complessità diversa, di rispondere ad una complessità diversa e quindi è necessario in qualche modo attrezzarci e provare ad aggiungere agli argomenti che solitamente non sono in discussione, come il tema del salario, il tema della quantità di lavoro, per esempio, aggiungere dentro questo nostro approccio e dentro nostro discussione dentro appunto la contrattazione anche temi ed elementi che ci facciano riconoscere la qualità del lavoro e quindi aggiungere strumenti per misurarlo. Questa cosa non è semplice, ma questa cosa in qualche modo la stiamo in parte praticando, anche se luoghi di contrattazione
in questa fase ce ne sono ben pochi perché siamo concentrati a reggere la crisi e a in qualche modo costruire dei cuscinetti che proteggano i nostri settori e le aziende dei nostri settori attraverso gli ammortizzatori sociali, ma nel momento in cui riparterà anche una contrattazione vera, diciamo, non di difesa, ma una contrattazione in espansione, dovremo affrontare altri temi che in quest'anno abbiamo praticato. Mi riferisco per esempio al tema dello smart working, che metto così, che annuncio, ma che mi aspetto insomma venga sviluppato e affrontato anche da voi, semplicemente evidenziando un aspetto. Noi ci dobbiamo attrezzare perché da 600.000 persone che utilizzavano in qualche modo lo smart working e che lo smart working era già previsto nel proprio contratto di lavoro, siamo passati a 8 milioni di persone che in questo momento, in tutta Italia, ovviamente in tutti i settori, stanno utilizzando lo smart working. Cosa significa questo? Al di là dei temi che conosciamo benissimo, al tema del diritto alla disconnessione, ne abbiamo discusso tanto, ne abbiamo parlato tanto, e anche al tema, per esempio, del riconoscimento del buono pasto in smart working, cioè di tutti quegli elementi che riguardano appunto la prestazione lavorativa. C'è un altro tema però che su cui secondo me misurarci significa anche provare a mettere le basi per qualcos'altro al di là del Covid, al di là dell'utilizzo dello smart working in pandemia, e riguarda appunto la misurazione del lavoro. Questo è un altro tema fondamentale per avere un approccio alla contrattazione di genere, ed è come misuro il lavoro, come lo valorizzo, come lo trasformo poi per esempio in una contrattazione di secondo livello in salario accessorio, come faccio a farlo? Se ancora il mio modello di riferimento è la quantità di ore prestate, la quantità di lavoro. Questo è un altro tema su cui ci dobbiamo misurare, evidenziando che lo smart working non deve essere telelavoro, che il telelavoro che ormai insomma in alcuni settori si pratica da almeno una ventina d'anni, e da almeno una ventina d'anni è inserito nei contratti nazionali, il capitolo telelavoro. Abbiamo però appunto da distinguere il telelavoro dallo smart working, o lo smart working dal telelavoro, scusate, a cui però smart working abbiamo insomma una normativa di riferimento che è del 2017, che è l'81 del 2017, ma non abbiamo ancora, se non in rari casi, che alla fine citerò, una vera contrattazione su questo. Sia a livello nazionale, quindi sia i contratti nazionali, quindi di primo livello, sia una contrattazione di secondo livello. Altro tema che voglio mettere sul tavolo, insomma, di discussione è il tema dei differenziali salariali. Ed è, come dire, il cuore forse anche il tema vero, il focus vero rispetto alla discussione appunto sulla contrattazione di genere. Voi sapete meglio di me che abbiamo un problema in Italia, e non solo in Italia, anche in Europa. In Europa la percentuale di differenziale tra il salario femminile e il salario maschile è del 12%, in Italia questa percentuale aumenta ad arrivare fino al 18%, oscilla tra il 16 e il 18%, ed è una percentuale che ha però, diciamo così, più che in Europa, un peso ancora più forte, perché dentro a questa differenza salariale c'è poi una differenza davvero di condizioni di lavoro, materiali di lavoro, di condizioni di vita, quindi del tema della conciliazione tempi di vita e tempi di lavoro, quindi di carichi ulteriori, oltre a quello lavorativo.
C'è ancora appunto lontanissimo per noi il tema della condivisione, quindi c'è tutto in pieno il tema del lavoro di cura e della genitorialità, ancora troppo a carico delle donne. E poi c'è l'ultimo tema dentro questa discussione, c'è il tema dei percorsi di carriera, perché e di come proprio per quel peccato originale del misurare il lavoro attraverso il tempo e non attraverso la qualità della prestazione e attraverso quindi la mia professionalità e l'esercizio della mia professionalità dentro i contesti lavorativi, ovviamente che accade? Accade che le persone che soprattutto donne, proprio per il motivo che dicevo, proprio perché non c'è condivisione ma c'è solo il tema della conciliazione femminile, tempi di vita, tempi di lavoro, il lavoro di cura è a carico soprattutto delle donne e questo tema incide profondissimamente dentro il percorso di carriera. Escludendo nella nostra discussione, anche non certo per volerlo escludere, ma per anche praticità e per dare un confine, il tema delle uscite dal mondo del lavoro con l'arrivo del primo figlio e poi via via sempre più faticoso con l'arrivo di possibili ulteriori figli e quindi di una spesso impossibilità veramente a dire due sì, a conciliare la propria vita e i propri, come dire, le proprie scelte di vita con i tempi di lavoro, c'è però appunto il tema principale che riguarda proprio l'elemento maternità e paternità quando viene praticata dentro le organizzazioni del lavoro, quindi quando si inserisce questo tema rispetto ad un'organizzazione del lavoro, ma rispetto ovviamente a livello individuale e collettivo rispetto a quando appunto questa scelta ci tocca e ci come dire, intreccia rispetto alla nostra vita lavorativa. Ripeto, i percorsi di carriera, si parlava ancora nel 2000 e avevamo degli obiettivi rispetto anche a questo. Si parla di soffitto di cristallo, ormai è una metafora che abbiamo utilizzato, siamo anche probabilmente stufi di utilizzare. A me piace ricordare una vignetta che all'epoca una fumettista donna, LK, aveva fatto su questo tema. Si parlava di soffitti di cristallo e la voce insomma femminile, il personaggio femminile diceva e ci tocca pure pulirli, nel senso che non solo non sfondiamo questi soffitti di cristallo, ma in più ci tocca anche in qualche modo mantenere lo status quo. Allora, vado a chiudere aggiungendo un ultimo elemento. Allora, spero emergano in questa nostra carrellata anche di esperienze e di interventi, spero che emerga appunto la volontà, al di là insomma del fotografare una situazione, la volontà di un cambiamento e la volontà di provare davvero a svoltare. Come categoria dei trasporti ci stiamo provando, ci sono molti contratti nazionali che hanno delle punte avanzate. Inizialmente parlavo di codici di condotta, molti dei contratti dei trasporti hanno non solo introdotto il tema dei codici di condotta e la necessaria promozione di praticare, insomma, di inserire i codici di condotta nelle diverse aziende, ma in alcuni contratti nazionali addirittura c'è un modello, un protocollo di codice di condotta che automaticamente viene acquisito dalle aziende che aderiscono ovviamente a quel contratto nazionale. Penso al contratto dell'autonoleggio che a me è molto caro, penso al contratto degli autostradali, penso anche al contratto ANAS, quindi ai contratti, diciamo così, della viabilità. Però il tema del codice di condotta, poi magari anche Maria Cristina che ha seguito
in maniera assolutamente diretta, insomma, per esempio il codice di condotta FS, c'è poi anche un settore come le ferrovie che hanno tutta una loro storia e un lavoro anche proprio non solo fatto di codice di condotta, ma fatto di comitati pari opportunità, assolutamente, insomma, storico e importante al di là della normativa e al di là dell'indicazione contrattuale. Ripeto, questa vorrebbe essere una mattinata che va a mettere dei semini e a provare a costruire un forte cambiamento, perché ce n'è bisogno. Qualche giorno fa si parlava, insomma, tra i tanti appuntamenti dell'8 marzo, insomma, con la nostra non più segretaria generale, ma insomma con la nostra segretaria Susanna Camusso, che si occupa di politica di genere, e raccontava, insomma, da un'analisi anche degli iscritti e delle iscritte, insomma la presenza delle iscritte non solo, appunto, abbiamo una platea in generale di lavoratrici importante, ma abbiamo adesso anche una platea assolutamente importante di iscritte. Ovviamente in tutte le categorie ci sono categorie come per esempio quella dei trasporti, dove insomma abbiamo una percentuale che ancora non raggiunge la metà, insomma il 50%, però insomma ci sono settori dove la presenza femminile è importante e dove comunque a cui dobbiamo comunque dare una contrattazione di qualità, perché guardate, la contrattazione di genere non è fatta per la donna, la contrattazione di genere è fatta per le persone e per avere una buona qualità di quello che insomma proviamo a rappresentare, cioè i bisogni delle persone. Io chiudo qui. Guardo l'orologio e chiederei, allora, siccome abbiamo un po' ci dobbiamo anche coordinare in qualche modo per gli interventi, e so che il delegato di Treviso deve andare alle 10:30, deve staccarsi. Io chiederei a Venezia, a Eleonora, di intervenire subito dopo come Venezia, e chiederei se è disponibile ad Alessandro, il delegato di Treviso, che però non vedo, e a Samantha in questo caso, se può, ecco, perfetto, di intervenire, e così insomma ti liberiamo e cominciamo così con un delegato e con un delegato uomo, quindi sono contenta insomma di questo taglio. Grazie. Sì, ciao, mi sentite? Sì, buongiorno a tutti, sono Alessandro, delegato dell'aeroporto di Treviso. Allora, in merito alla discussione di oggi, sono contento di partecipare per segnalare che all'interno della mia realtà e della mia azienda le buone pratiche vengono, senza essere forzate o comunque sollecitate da parte del sindacato, applicate. Ovvero, tutte le colleghe che sono sposate o che hanno figli o comunque necessità particolari, facendo appunto la richiesta, vengono sempre accontentate, quindi riescono a far combaciare i loro impegni familiari con quelli lavorativi. Ed è una cosa abbastanza strana sentendo il contesto generale, però fa piacere perché vuol dire che se si vuole effettivamente le cose si riescono a fare da parte dell'azienda. Ecco, questo era il contributo che volevo lasciare oggi a voi per la discussione. Allora, grazie Alessandro. A voi. Grazie. Aggiungo che se posso appunto rafforzare quello che hai appena detto, aggiungo che quando si riescono comunque a portare a casa determinati risultati, questa cosa non ha valore solamente per il contesto in cui si opera, e quindi non è valorizzante solo per il lavoro anche sindacale che può essere stato fatto. Quando si portano a casa risultati in contesti come il vostro,
sono rafforzativi di tutto il lavoro che si prova a fare magari in aziende un po' più piccole o in aziende che hanno magari condizioni anche economiche diverse, ed è in qualche modo, possono essere in qualche modo, appunto, tu le hai definite buone pratiche, ma possono essere davvero esempi importanti, esempi virtuosi di come si possa trovare un equilibrio anche in organizzazioni del lavoro dove appunto ci possono essere esigenze legate alla vita e ai bisogni di ciascuno. Quindi questa cosa è molto importante, ti ringrazio della tua testimonianza, davvero. E adesso Grazie a voi. grazie, sai. Adesso non so se Samantha in qualche modo io la aggancerei se le va. Ciao Samantha, se ti presenti anche, nel senso che sì, se puoi farlo, anche perché la storia di ognuno di noi è, insomma, è poi significativa, no? Rispetto al proprio percorso. Grazie. A te la parola. Federica, buongiorno, mi sentite? Grazie Federica. Allora, mi presento, sono Samantha Gallo, segretario generale FIL Treviso e autista dell'azienda ETPL della provincia di Treviso. Per noi, per la FILT, il discorso pari opportunità e tutta la questione che riguarda conciliazione vita familiare e lavorativa è un tema importante perché è stato vissuto personalmente anche dalla sottoscritta, in quanto prima di esserci l'azienda unica qui a Treviso erano 4 società. Io sono stata una delle prime donne assunte nell'extraurbano della provincia di Treviso e non c'era passatemi il termine, mentalità che una donna autista potesse conciliare famiglia e lavoro. È stato difficile avere il turno per qualche mese, poi mi è stato tolto all'epoca e quindi è diventato un po' una specie di missione, nel senso che quando vedi che ami il tuo lavoro, perché nel mio caso, ma penso come la maggior parte delle donne che lavorano, amano il loro lavoro e amano anche il proprio figlio e devono decidere tra i due, e sta cosa è inconcepibile secondo me. Quindi mi sono un po' in quel momento lì appassionata alle questioni sindacali, poi sono diventata delegata e lì è partita tutta la sfida per portare a casa un accordo. Nel 2015 siamo riusciti a portare a casa un accordo con l'aiuto della consigliera di parità della provincia di Treviso e come FILT CGL, un accordo all'interno della società appunto unica di trasporto pubblico che garantisse la conciliazione vita-lavoro, che garantisse la parità di genere, perché tu prima hai ben detto, parliamo di parità di genere, ma il genere non è solo femminile. Nel momento in cui abbiamo attuato questo accordo, che fa parte integrante del testo unico che noi abbiamo, tanti colleghi maschi hanno aderito, perché bene o male magari hanno la moglie che fa lavoro a turni o che fa lavori che magari non riesce neanche la moglie a conciliare, e quindi tramite questo accordo siamo riusciti a costruire una graduatoria in base a determinati parametri perché le persone, perché i lavoratori o le lavoratrici potessero accedervi. E ripeto, non è semplice in un settore come il trasporto pubblico locale, non è semplice nemmeno in settori come il merci e logistica, che da quando sono segretario devo seguire. Nel merci e logistica diciamo che è ancora peggio la questione parità di genere e quant'altro. Ci sono tantissimi casi di mobbing, di violenza, di difficoltà di dare il part-time, perché purtroppo è vero che esiste il part-time, è vero che esiste la legge, però è anche vero che nei contratti nazionali non c'è una norma che obblighi le aziende a dare il part-time. Quindi ogni volta le aziende dicono ma io non ci riesco, non ho l'organizzazione. Vi faccio un esempio: qualche anno fa abbiamo seguito il caso di una lavoratrice iscritta
che era che ha avuto la terza bambina, purtroppo lì veramente ci siamo trovati contro un muro. L'azienda gestione femminile, consigliera di parità femminile, un'industria, perché all'epoca c'era un'industria, donna che seguiva la parte sindacale, noi donne, con l'aiuto anche del confederale, ma non siamo riusciti a fare in modo che questa signora, che questa mamma avesse il part-time per gestire le 3 bambine. È stata secondo me una grande sconfitta perché dovrebbe essere anche da parte delle aziende, come avete detto prima, il caso dell'aeroporto è un caso che dovrebbe essere da esempio perché è una buona prassi, una buona pratica che dà valore all'azienda stessa. E questo, ripeto, è molto difficile da sostenere, da accettare, perché, ripeto, una donna nel 2021, o un uomo che sia, non può decidere tra il lavoro e la famiglia. Non può, noi, cioè, come sindacato, noi cerchiamo tutto il giorno di battagliare, tanto è vero che negli ultimi accordi di cambio di appalto che abbiamo fatto nei magazzini qui a Treviso, abbiamo aggiunto un punto negli accordi in cui abbiamo previsto proprio che dopo il periodo del congedo parentale, lavoratrici o lavoratori che ne fanno richiesta possano avere un ulteriore congedo, ovviamente non retribuito purtroppo, fino all'età di 5 anni del figlio, perché spesso sono gli anni più delicati e quindi almeno se ci sono 2 entrate economiche, almeno che una delle 2 persone possa scegliere di stare a casa ed accudire i figli, perché altrimenti uno non deve essere per forza obbligato a mandarli all'asilo nido o a mandarli all'asilo. Anche, mi permetto di dire che anche il nostro lavoro a volte non permette tale conciliazione, perché quando devi seguire come sindacalista territori di una certa portata, purtroppo anche lì devi fare delle scelte. Devi sacrificare la famiglia e devi avere la fortuna di avere una famiglia che ti supporta e devi avere la fortuna di avere anche gli stessi figli che capiscono il lavoro che fai. Però io sono convinta che nel momento in cui hai alle spalle una famiglia, hai alle spalle dei figli che capiscono il lavoro che fai e la passione che ci metti, secondo me questo è di grande supporto, perché cioè il nostro compito come sindacato deve essere quello, almeno io, come hai detto tu, lo metto nella mia pelle, deve essere quello di fare in modo che le lavoratrici e i lavoratori non debbano subire quello che abbiamo subito noi, perché bene o male io sono convinta che ogni persona che fa il nostro lavoro, soprattutto donna magari, abbia dovuto subire qualcosa, che sia violenza familiare o che sia che non gli hanno concesso il part-time per accudire i figli. Ripeto, per me sono temi molto molto importanti, molto delicati e su cui ci credo molto. Soprattutto, ripeto, su settori come, oltre al TPL, ma in particolare sul merci e logistica, perché lì veramente ultimamente si stanno affacciando tante donne, perché ci sono tantissime donne che fanno le driver, i corrieri espressi, sono giovani, ma c'è anche chi ha figli, c'è anche chi deve portare magari il bambino a scuola e dopo prendere e andare a consegnare i pacchi. Ci sono tante mamme che lavorano dentro sui magazzini. Anche quello che tu dicevi prima, lo smart working, sì, tante impiegate potrebbero farlo, ma magari le aziende non sono attrezzate. La pandemia ha aiutato questo, la pandemia ha aiutato il discorso dello smart working, però non siamo ancora ai livelli di quello che davvero dovrebbe essere lo smart working e non ci sono ancora tantissimi accordi che lo dimostrano. Una delle aziende in cui adesso si nomina tanto e che lo ha fatto è la Bartolini, tanto per fare il nome di un'azienda. Lì sono riusciti a fare un accordo sperimentale sullo smart working, ma ci sono tantissime altre aziende che purtroppo ancora non lo hanno. Ripeto, come diceva Federica, noi parliamo sempre del settore trasporti, quindi non gli altri settori.
Sì, a me viene da dire questo. Io mi ricordo che la CGIL, ho avuto la fortuna tramite la CGIL di andare a un corso di aggiornamento all'università che mi ha permesso un po' di studiare questa cosa sulle pari opportunità e sul genere. Avevo fatto una piccola tesina perché 10 anni fa non c'era l'accordo sulle pari opportunità e mi viene in mente una vignetta di una autrice che è Pat Carra, un'autrice molto anche famosa all'interno della CGIL, e c'era una vignetta che diceva finalmente sono riuscita a conciliare famiglia e lavoro, sono single e sono disoccupata. Io credo che questo sia quello che non deve mai succedere e quello che tutte noi e tutta la CGIL, come ha sempre fatto, io speri continua a fare. Insomma, sicuramente Treviso continuerà a fare questo. Vi ringrazio, grazie mille. Buon lavoro. Grazie Samantha, davvero del tuo intervento. Sento un eco, spero se ne vada quest'eco. È stato importante perché non solo insomma hai raccontato delle cose che riguardano ovviamente il lavoro che avete fatto sul territorio, sulla provincia di Treviso, ma anche questo sguardo sul tuo percorso, sulla tua vita, sulle tue scelte, insomma è una cosa secondo me importante perché si deve essere anche capaci di testimoniare con il proprio comportamento, con le proprie scelte, bisogna essere anche coerenti, no? E spesso questa cosa non la troviamo, quindi grazie davvero per quello che ci hai raccontato e insomma e per il modo con cui hai raccontato. Allora io se Venezia è disponibile darei la parola a Venezia. Eleonora, mi senti? Perché io ti vedo come ok, però non ti vediamo, Eleonora. Ho acceso la telecamera però, giuro. Allora, ti crediamo, ma ti assicuro che il risultato è molto black. Ok, hai addirittura dietro, insomma, un po' di quadro. Per chi non lo sapesse, esatto, facciamo anche un po' di come dire, di cultura. Esatto, facciamo anche un po' di cultura. Abbiamo un bellissimo, io sono cauta nel dire bellissimo, però insomma, i quadri, diciamo dei quadri di valore, anche da valore affettivo. In qualche modo. No, ma è un bellissimo quadro, considerando che è un quadro del 1900 ed è un Cagnaccio di San Pietro, così abbiamo anche... Ecco, l'abbiamo lanciata. Ecco, Adesso sfidiamo tutti a capire dove sono. Esatto, quindi ti ho assolutamente fatto un tappetino anche culturale, a te la parola, poi insomma so che interverrà anche una tua delegata, magari appunto se lei si presenta o se la presenti tu, così abbiamo anche un quadro complessivo. Grazie, se ti vuoi comunque presentare e dire due cose. Assolutamente sì. Grazie. Grazie a te Fede. Allora, due cose. Innanzitutto buongiorno a tutti. Mi presento, sono Eleonora Martellotti, segretaria della FILT CGIL di Venezia. E la seconda cosa che faccio subito è ringraziare Federica. La ringrazio perché nonostante il periodo complicatissimo che tutti noi stiamo attraversando, dove la quotidianità a volte ci fagocita in un qualche modo, i problemi della quotidianità, le procedure, le vertenze che abbiamo aperte sul territorio ci fagocitano, Federica ha avuto comunque la passione e la capacità di non dimenticare un appuntamento come quello di oggi. Insomma, e per questo Federica io mi sento di ringraziarti per il lavoro che hai fatto e che continui a fare in questo senso. Allora io vorrei, vicino a me c'è Alessandra, una delegata del trasporto pubblico locale, ve la visualizzo, buongiorno a tutti, che interverrà dopo di me. Allora io vorrei promettervi che sarò breve, ci proverò, ve lo giuro, però devo essere onesta. L'iniziativa che Federica ha organizzato mi ha stimolato in questi giorni, probabilmente anche rispetto alle vertenze che stiamo affrontando, mi ha stimolato veramente una riflessione
che non pensavo insomma così profonda, e provo a condividerla con voi, provando a lanciare insomma altrettanti spunti di riflessione da mettere sul tavolo. Poi vediamo noi, o vedete voi che farne di questi spunti di riflessione. Parto così, vi leggo un pezzo. Forse è azzardato e radicale dire che gli uomini hanno fallito, ma certo non si può non tenere conto che la crisi attuale della nostra società, che è di valori, di rappresentanza, addirittura di democrazia, sia la crisi di un modello della gestione, dal quale le donne sono state assenti o in posizioni marginali. Vogliamo dunque esserci, perché la ricchezza della società è nel valorizzare il contributo di ogni persona e perché ogni persona ha il diritto-dovere di dare il proprio contributo alla crescita della comunità. Io ho trovato queste parole tremendamente dirompenti e anche dannatamente attuali, se volete. Sono farina del mio sacco? No, di certo. Non sopravvalutatemi. Queste sono le parole di Tina Anselmi, che ha scritto Tina Anselmi, che non ha certo bisogno delle mie presentazioni, però vale la pena fare un breve excursus su quella che è stata la sua carriera. Tina Anselmi è stata deputata all'Assemblea Costituente, già ministra del lavoro, della sanità, possiamo dire che è la madre del nostro attuale Servizio Sanitario Nazionale, e nel 1991 è stata presidente della Commissione Nazionale per la Parità e le Pari Opportunità. Così come scriveva Tina Anselmi, anche oggi ci troviamo nel bel mezzo di una tempesta, di una crisi, di una profonda crisi, che non è solo sanitaria però, guardate, è anche ecologica, economica e sociale. E per non farci mancare niente, direi anche politica, ovviata in un qualche modo con un governo patchwork multicolor. Questa pandemia però è sotto i nostri occhi, sta gravando in maniera devastante sulle spalle delle donne. E non credo di esagerare se dico che in un qualche modo abbiamo retto il paese in una delle sue fasi più drammatiche della storia. Noi donne ci siamo destreggiate, lo ricordava Federica prima, tra finto smart working e lavoro di cura, che già in condizioni normali è quantificato che pesa sulle spalle delle donne per il 75%. Io a tal proposito vorrei segnalarvi una campagna pubblicitaria bellissima che ha fatto Ikea, in cui ha messo delle slide con un ferro da stiro, una lavatrice, una bella scritta in grande con scritto non aiutarla a fare la lavatrice, perché quando dici posso aiutare, stai dando per scontato che sia già responsabilità della donna. E io penso che anche un'azienda così grande che si schiera è un buon segnale da provare a riproporre. Le donne si sono sobbarcate questo peso sulle spalle senza aver ricevuto alcun riconoscimento da parte del sistema politico, da parte del sistema economico, da parte del sistema sociale, che è governato, guardiamo un po', a stragrande maggioranza dagli uomini. Io penso che in questo paese, per quanto ci siamo sforzate, per quanto ci siamo battute almeno negli ultimi 25 anni, siamo purtroppo ancora fortemente condizionati da una cultura tradizionalista, in un certo senso retrograda, e basata ancora su stereotipi tradizionali. La pandemia, lo sappiamo, ha accentuato e evidenziato il fallimento dell'attuale sistema politico-economico. Un sistema, mi perdonerete per la durezza delle mie parole, patriarcale, sessista e purtroppo a volte anche razzista, in cui lo sfruttamento delle persone e dell'ambiente sono diventati la norma. A mio avviso quindi è necessario un cambio di passo. Mi ero fatta una domanda, da dove cominciare? No, la domanda è da dove riprendiamo? Da dove lo riprendiamo questo ragionamento? Io provo a esporvi la mia visione. Guardate, ad esempio, io ritengo fondamentale anche un segnale politico forte. Il coinvolgimento delle donne come protagoniste della gestione del paese, ad esempio. E qui faccio un piccolo inciso a tal proposito. Guardate, io ho digerito molto malamente il coinvolgimento postumo all'interno dei consiglieri del governo Conte bis della nota e brillante economista Mariana Mazzucato.
È stata poi successivamente inserita nell'entourage di esperti a sostegno del Premier. Mariana Mazzucato è una portatrice sana di competenze e di una rinnovata, e mi permetto di dire anche quasi rivoluzionaria, idea di sistema economico che rimette al centro lo Stato e le persone. Uno Stato che da correttore dei fallimenti del mercato diventa motore e propulsore della crescita e dello sviluppo e dimostra come lo Stato possa avere anch'esso quello spirito animale. Invece siamo solitamente e generalmente attribuiamo al settore privato. È un po' più ampio. Questa è una caratteristica a mio avviso, dei sistemi economici neoliberisti che se non regolati, costituiscono la prima grande barriera strutturale delle diseguaglianze in genere e di genere. Accecati dal profitto rispetto al benessere umano, i portatori malati di una redistribuzione fortemente diseguale della ricchezza. Quindi è un sistema che va riequilibrato, nessun genere vuole prevalere sull'altro, ma il sistema va riequilibrato. Ed è una guerra, a mio avviso, tutt'altro che facile da combattere. Ci arrendiamo? No, direi di no. Ma allora che facciamo? Abbiamo bisogno di innescare dei cambiamenti strutturali, che siano economici, che siano produttivi. Abbiamo bisogno di riconoscere e di rivendicare il riconoscimento del lavoro delle donne, anche quello di cura non pagato, di cui parlava prima Federica. E abbiamo bisogno di un profondo cambiamento culturale, che rimetta al centro l'educazione, a mio modo di vedere, come leva di trasformazione e cambiamento. E che vada, guardate, anche di pari passo, lo dico perché ho una sorella molto giovane, e mi trovo spesso a discutere di queste cose con lei. Abbiamo anche bisogno di cambiare la narrativa per le giovani donne, provando ad investire anche sul loro orientamento alla scienza, qualcosa che solitamente non veniva considerato, almeno quando ero piccola io, da bambine e da ragazze. Perché abbiamo bisogno di un po' meno principesse, ma di un po' più di Samantha Cristoforetti, a mio avviso. Ed è un cambio culturale, guardate, che non è rivolto solo alle donne, ma anche e soprattutto coinvolge gli uomini. Dobbiamo educare al rispetto delle diversità, soprattutto partendo dai luoghi di lavoro, visto che siamo un sindacato, dove molto spesso però lo scoglio più grande è proprio la controparte datoriale, ahimè, il cui identikit è più o meno questo, generalmente maschio, e poco incline e sensibile al tema di genere. Peccato che nessun ambito della nostra vita sia immune dalle diseguaglianze, dalle discriminazioni, dalle violenze, tantomeno i luoghi di lavoro. E visto che oggi parliamo di buone pratiche, mi permetto una leggerissima, non divagazione, ma interpretazione ampia di questo termine. Io penso che la madre di tutte le buone pratiche sia il corretto utilizzo della sintassi e della grammatica italiana. Ho sentito prima Samantha, si è definita segretaria, ovviamente nutro un profondo affetto per Samantha e la prendo ad esempio solo per portare un ulteriore caso, no? Io Sanremo non l'ho guardato, però poi gli articoli di giornale li abbiamo letti tutti. È scoppiato il caso Beatrice Venezzi, no? Direttrice d'orchestra, anche se lei non apprezzerebbe questa mia declinazione. Hanno fatto tantissimo discutere le sue affermazioni, in cui lei, ve le cito, dice: mi declino al maschile perché contano le competenze e non il genere. Ma io in realtà vi dico che per me, perlomeno, conta la lingua italiana. La lingua italiana ha due generi, femminile e maschile. E anche le professioni vengono declinate all'interno di questa struttura grammaticale. Non c'è nulla di così trascendentale. È italiano, è la nostra lingua. E per essere precisi, sempre riferendomi al caso della direttrice d'orchestra, la professione non è direttrice o direttore, la professione è direzione d'orchestra. E la declinazione al femminile o al maschile
non dà la misura della competenza, semplicemente dà la misura della persona, che è tutt'altro, che è diverso. Poi mi sono imbattuta anche in un altro episodio che non conoscevo e che porto insomma alla vostra attenzione, e poi vado verso la mia avvio alla chiusura. E ho scoperto una curiosità. Ovviamente tutti noi sappiamo che durante il Regno d'Italia le donne non votavano, perché la legge prevedeva appositamente la declinazione dell'elettorato passivo solamente al maschile. Questo per dire quanto è importante la nostra lingua. Com'è, questo è un tema che è emerso da una sentenza della Corte d'Appello di Ancona del 1906, che fortunatamente si proclamò a favore delle ricorrenti. Ci sono voluti altri 40 anni per poter avere il suffragio universale, però un piccolo tassello era già stato posto 40 anni prima. Sono 2 ore che parlo, insomma, vi starete chiedendo se ho solo riflessioni, se ho solo, insomma, domande. No, in realtà come usciamo da questa situazione? Beh, come riusciamo a riequilibrare l'ordine delle cose? Io guardo al mondo sindacale e noi dobbiamo necessariamente, come dicevo prima, partire dai luoghi di lavoro e dal ruolo dalle aziende. Lo accennava Samantha prima. Perché questa volta le aziende non possono rimanere sugli spalti a guardarsi la partita, questa volta le aziende devono scendere in campo, perché nei luoghi di lavoro esistono ancora troppi soffitti di cristallo che dobbiamo sfondare, ancora troppi. Però per le mani noi ce l'abbiamo, qualche arma, non siamo sprovveduti, non siamo inermi, qualche arma ce l'abbiamo, ma l'arma più potente che abbiamo tra le mani, lo diceva Federica all'inizio, è la contrattazione. Però affinché quest'arma sia bella affilata, affinché quest'arma sia efficace, io penso sia necessario che prepariamo le nostre guerriere e i nostri guerrieri, che poi quelle armi le devono usare ai tavoli di trattativa. E il sindacato in questo senso per me ha un ruolo fondamentale, che è quello di formare e sensibilizzare i gruppi dirigenti, i delegati delle RSA e i delegati delle RSU, di entrambi i generi. Noi ci abbiamo provato, insomma, nel senso, anzi, io ho proseguito un lavoro che chi aveva questo incarico prima di me aveva già iniziato e portato avanti con competenza, e come Filt Venezia abbiamo provato anche durante la pandemia lo scorso anno a portare avanti un ragionamento di questo tipo, e abbiamo iniziato una collaborazione con il centro di Ateneo Elena Cornaro dell'Università di Padova, un centro che svolge sia attività di ricerca che attività di formazione. È un percorso che ha coinvolto circa 25 tra delegate e delegati. Un corso, devo dire, mi è piaciuto molto, che è iniziato con la storia di genere, passando agli stereotipi, alle diseguaglianze di genere, al rapporto che queste hanno con i mezzi di comunicazione e i mass media. Abbiamo fatto un focus su tutta quella che è la parte dedicata alla normativa e al diritto del lavoro, e abbiamo chiuso con un focus su genere, lavoro e organizzazione. E qui mi sorge una domanda che io pongo a voi. È sufficiente formare il gruppo dirigente per fare dei passi avanti? Io non ne sono sicura, per me la risposta è no. Perché come sappiamo, tutte le trattative hanno una controparte, che come vi dicevo prima, molto spesso è di genere maschile, e qui entra tutto il tema della difficoltà delle donne di accedere ai ruoli anche apicali delle aziende, proprio per le ragioni di cui parlava Federica prima, per la misurazione del merito, che è un tema molto, molto, molto scottante. Quindi dicevamo, sono generalmente di genere maschile e generalmente insensibili. Qualcuno se ne frega, cioè se ne frega. Non è un qualcosa di prioritario. Per questo io penso che sia importante coinvolgere datori di lavoro, le loro rappresentanze all'interno di un contesto e di un percorso anche di formazione, immagino, paritetico, facendo riemergere, perché esiste, qualcuno se lo dimentica, ma esiste il tema della responsabilità sociale d'impresa, che molte aziende hanno volutamente occultato per lungo tempo.
ma quello può darci la possibilità di provare ad abbattere quelle barriere strutturali e culturali che ammorbano anche i nostri luoghi di lavoro e che in qualche modo ci potrebbero dare la possibilità di costruire una rete di contrattazione che possa compensare le attuali mancanze del sistema di welfare, che ancora purtroppo non sono all'altezza dei bisogni delle lavoratrici e dei lavoratori. Servono percorsi di contrattazione mirata. Bisogna essere preparati per fare questo tipo di contrattazione, che possano non solo essere rivolti, ne abbiamo parlato prima, al tema della maternità, della paternità, alla protezione della genitorialità. Esistono anche altri temi che coinvolgono le donne. Ad esempio, proteggere il loro lavoro per tutta la durata della loro vita lavorativa. E penso a quelle di noi che sono meno giovani e che avrebbero bisogno di percorsi di aggiornamento e di integrazione continua delle loro competenze per non rimanere ai margini. E servono percorsi specifici che però hanno bisogno, a mio avviso, anche di un minimo di iniziativa politica in questo senso. Mi avvio a concludere davvero, mi calo nel particolare, poi lascerò ad Alessandra invece i temi ancora più particolari della situazione. Mi calo nel nostro particolare che è il tema dei trasporti. Quindi che cosa possiamo fare all'interno del mondo dei trasporti, che è inutile che ce lo nascondiamo, diceva Samantha prima, è un mondo a forte connotazione maschile, dove la presenza femminile è ancora marginale. Sicuramente dobbiamo proseguire con l'attività di formazione del nostro gruppo dirigente. Però abbiamo bisogno anche di un'attività di ricerca, anche territoriale, e di monitoraggio dei livelli occupazionali femminili nei nostri territori. E me li immagino suddivisi per aree, per settori, per mansioni, con un occhio fisso, guardate bene, con un occhio fisso puntato al rispetto del codice delle pari opportunità. La terza cosa che mi sento di dire è che forse dobbiamo avere anche un po' più di coraggio nell'allargare lo sguardo a una nuova visione del binomio donne-trasporti. Faccio degli esempi banalissimi, giusto per capirci. Al binomio donne e portualità. Dove sono collocate, che mansioni svolgono? Mi sono fatta una domanda. La portualità è stato sempre un tema ad appannaggio puramente maschile, anche dal punto di vista della rappresentanza, non che questo abbia nulla di male. Però se vogliamo fare un passo in avanti dobbiamo provare a capire se all'interno di quel mondo, che ha avuto fino ad oggi sempre una forte connotazione maschile, magari grazie anche alla tecnologia, non si siano aperte delle opportunità di lavoro che possano dare la possibilità anche alle donne di accedere a delle professioni che potrebbero garantire un reddito medio-alto, perché altrimenti rimaniamo sempre sotto soglia, sempre sotto soglia. Ce lo possiamo chiedere, faccio un esempio banale, magari dirò anche una stupidaggine, no? Non siamo più ai tempi in cui i container li alzavamo con le braccia, non saremmo in grado, io penso che anche 100 uomini avrebbero fatto fatica ad alzarli. Siamo in un'epoca in cui i container, tanto per dirne una, li alziamo con le gru. E allora mi chiedo, ma per utilizzare una gru è davvero necessario un uomo? Oppure basta una preparazione? E a parità di competenze possiamo far misurare un uomo e una donna? Io me lo sono chiesto. E la mia risposta è molto positiva. Sì, potremmo farlo. Però è chiaro anche che serve un cambiamento culturale nelle nostre simili. Far capire che esistono delle posizioni, ho fatto l'esempio della portualità, ma potrebbero esistere delle altre, che potrebbero garantire un reddito medio-alto e che si misurano solo sulle competenze. Potremmo dire la stessa cosa del settore autorimesse. Io seguo i parcheggi, per esempio, della provincia di Venezia, e non ho trovato una donna che faccia il guardasale in ufficio quante volete, con un inquadramento più basso, con uno stipendio più basso e con una posizione, un'organizzazione della vita fintamente più comoda. Non è vero, perché ad esempio il regime dei riposi è il medesimo. Ma c'è chi è fuori, fa un'altra mansione e ha accesso a una mansione più remunerativa. Lo stesso discorso lo potremmo fare per la viabilità. Una mia amica, leggendo come posso dire, il bando di selezione di una società autostradale, mi chiama e mi chiede: ma secondo te io posso fare domanda? E le dico: ma perché? Perché c'è scritto che la selezione è rivolta, che cercano un addetto.
un addetto, e quindi gli ho detto tu non puoi partecipare. No, mi fa, pare che vogliano solo maschi. E allora è qui che dobbiamo un po' intervenire e fare attenzione, e questa attenzione la chiedo anche ai delegati nei luoghi di lavoro. Quarto e ultimo punto, dobbiamo puntare alle policy di genere che favoriscano maggiore inclusione a tutti i livelli aziendali. Perché lo diceva Federica benissimo prima, serve identificare nei contesti aziendali strumenti di misurazione del cambiamento. Molte volte quando siamo seduti al tavolo e parliamo di produttività con le nostre controparti datoriali, ci dicono che tutto quello che non è misurabile non esiste e non si può migliorare. E allora questa volta lo diciamo noi a loro. Tutto ciò che non è misurabile non migliora. E il miglioramento lo possiamo raggiungere solo con obiettivi chiari e progressivi, perché la parità di genere, attenzione, non è un lavoro solo per donne. Io ho finito. Se volete dare la parola a qualcun altro, poi do la parola ad Alessandra, come volete voi. No, io direi grazie Eleonora innanzitutto, il tuo intervento è stato molto aperto, un sacco di temi che non avevamo ancora toccato, quindi ha allargato il fronte di discussione, per cui benissimo, grazie. No, io darei la parola appunto alla delegata che si presenta. E così insomma in qualche modo chiudiamo quello che è l'osservatorio Venezia, ecco, mettiamola così in maniera tale che poi passeremo la parola ad un altro territorio. Grazie. Allora, intanto buongiorno a tutti, io sono Alessandra Boscolo e dal 2017 sono una delegata sindacale nel settore del trasporto pubblico locale veneziano. Mi scuserete se sono un po' impacciata, un po' emozionata, ma è il mio primo intervento e quindi cercherò insomma di farlo al meglio. Se mi vedete leggere, perché non voglio dimenticare niente, però insomma ecco, ci tenevo a dire anch'io due parole. Allora, intanto in tema di buone pratiche vorrei portare la mia esperienza maturata nel mio luogo di lavoro e inizio ricollegandomi a quello che aveva detto Eleonora prima. E molte e troppe volte lo scoglio più grande sono le controparti datoriali, poco inclini a ragionare di temi come politiche inclusive di genere. La mia è un'azienda prettamente femminile e, come potete immaginare, per noi il tema della conciliazione è all'ordine del giorno. Purtroppo per la controparte non tanto. Vi porto dei piccoli esempi. 2017. Sulla scia della Corte d'Appello di Torino, che sanciva come discriminatorio il comportamento di un'azienda che aveva penalizzato delle lavoratrici in maternità e in congedo in tema di PDR, ed in collaborazione anche con i compagni di Torino, portiamo questo tema sul tavolo di trattativa. Forti non solo della sentenza, ma del codice delle pari opportunità, del decreto legislativo 151/2001, e dell'allora legge di stabilità iniziamo la nostra battaglia, che va avanti a suon di pareri legali che l'azienda prova a farci fare da mezzo mondo, da tante persone. L'azienda sosteneva che se non sei presente non produci. E vagliela spiegare che il valore sociale della maternità non è solo questo. Comunque non abbiamo mollato e alla fine siamo riusciti a siglare un accordo che restituisse dignità alle colleghe. Un altro esempio, 2018, altro tema molto scottante sono i part-time. Nella nostra azienda ha lo stesso valore del diamante, introvabile quanto prezioso. C'è questa strana idea che se chiedi il part-time non hai voglia di lavorare. E non si pensa minimamente che sì, certo, ci sono le esigenze produttive, ma dobbiamo anche certamente pensare che la vita non va sempre liscia come l'olio. Ci sono i figli, genitori anziani da accudire, o perché no, ricominciare a studiare perché vogliamo migliorare. E ve la faccio breve, ci è voluto un altro anno per fare un accordo semidecente, non decente, semidecente. Nello stesso anno avevamo provato anche ad aprire una discussione sul codice di condotta, che abbiamo poi ripreso nel 2019, sull'onda della Convenzione e raccomandazioni dell'ILO,
Un tavolo questo purtroppo ancora aperto, perché dall'altra parte non abbiamo trovato particolare sensibilità al tema, sebbene nessuna azienda ne sia immune. Ora, al giorno d'oggi, stiamo vivendo una situazione difficile e precaria e quello che abbiamo conquistato nel tempo viene messo purtroppo in discussione da una disdetta unilaterale della contrattazione. Però vi posso garantire che noi non ci arrenderemo e continueremo con la lotta come abbiamo sempre fatto fino adesso. Grazie, io finisco, ho finito, grazie. Grazie a te, grazie della tua testimonianza, davvero grazie. E grazie Eleonora. Io darei la parola al territorio di Verona. Raffaello, mi senti? Ci sei? Ci siete? Sì, ciao. Vai. Ciao Federica, ciao a tutte e a tutti. Mi sentite bene, sì? Ti devi presentare, Sì, Okay, mi sentite okay. bene, sì? Ok. Sì. Allora, sono Raffaello Fasoli, segretario generale della FILT CGIL Verona. Allora, intervengo insomma anche dopo altri interventi che sono stati molto ampi ed esaustivi. Volevo solamente portare qualche riflessione e contributo. Allora, innanzitutto vorrei appunto che sia presente in tutti quanti noi la riflessione che il tema sulle politiche di genere e in particolar modo sulle donne non è un tema strettamente ed esclusivamente legato alle donne. Il problema della contrattazione di genere, delle politiche attive sul lavoro femminile, è soprattutto un problema che tutto il mondo sociale e lavorativo deve affrontare, perché è un problema che coinvolge tutti quanti, lavoratrici e lavoratori. E questo dobbiamo sempre tenercelo a mente. Dopodiché, quando si parla di contrattazione di genere, dobbiamo anche tenere presente che non si parla solamente del problema donne, ma di genere in maniera un po' più ampia. Chiaramente le donne rappresentano il problema principale dentro al tema di genere, credo, ma insomma dovremmo anche guardare oltre per provare a includere tutta questa contrattazione che deve diventare il nostro pane quotidiano, sia in ambito lavorativo sia in ambito sociale. Il titolo di oggi, insomma, è Buone pratiche. Io sinceramente è da ieri che provo a declinare questa parola, questo binomio buone e pratiche, e trovo che sia veramente un titolo azzeccato per stimolare il dibattito, ma che non può ad oggi portare molte risposte e soprattutto molte pratiche buone. Possiamo portare tanti problemi cattivi, soluzioni e soprattutto esperienze positive. Credo che purtroppo ce ne siano poche ad oggi, non solo in ambito locale, ma anche immagino in ambito regionale e nazionale, chiaramente. E qui è l'obiettivo che deve appunto spingere tutti quanti noi a lavorare tanto su questo tema e lavorare sempre di più. Però insomma qualche cosa si è fatto. Io ad esempio porto un'esperienza di un'azienda che ha dovuto, è una grossa azienda che ha dovuto affrontare un trasferimento tra una sede lombarda per arrivare qui a Verona, in provincia, e praticamente dentro a quei licenziamenti purtroppo collettivi c'era la possibilità di accettare o una fuoriuscita volontaria oppure il trasferimento abbastanza lontano, perché insomma parliamo di circa 2 ore di auto come viaggio, per cui insomma le persone dovevano cambiare proprio vita, cambiare dimora e trasferirsi qui in provincia veronese. In questo caso qua, credo anche in maniera innovativa, l'azienda non solo è intervenuta aiutando in maniera economica il dipendente o la dipendente, ma ampliando la possibilità di assumere
inizialmente a termine per 6 mesi, ma con la promessa che, salvo casi particolari, questo potesse essere poi trasformato a tempo indeterminato, una persona che affiancava questo dipendente. Banalmente, insomma, le aziende in genere ragionano per coniuge, ad esempio, mentre in questo caso qua questa opzione che avevano era molto più ampia. E difatti non è un caso che tanti hanno accettato e hanno portato compagni, compagne, fidanzati e non solo, o altri familiari anche. Quindi anche questo è secondo me un'esperienza, un modello di inclusione che va oltre il classico pensare banale e standardizzato per cui c'è la moglie e il marito e possono portare, cambiare dimora e trasferirsi, ma allarga un po' gli orizzonti per affrontare i bisogni che la società di oggi chiede e richiede. E su questo, insomma, il tema appunto di parità di genere è fondamentale, e questo è lo sforzo che soprattutto in questo periodo qua, anche di piena emergenza Covid, siamo tutti quanti chiamati ad affrontare. E potrei dire anch'io in prima persona, per esempio oggi in questa connessione, ma insomma tutti quanti noi dobbiamo affrontare un tema, e tutti quanti, insomma, tanti di noi, un tema anche legato alla didattica a distanza, alle scuole chiuse, alla convivenza in casa tra figli, coniugi, compagni, e conciliare veramente i tempi di vita e di lavoro, come avete già detto bene voi prima. E su questo, secondo me, un'altra riflessione potrebbe essere che al netto che vedere le scuole chiuse è sempre una cosa dolorosa e triste e avvilente, perché il diritto allo studio deve continuare e soprattutto in presenza ha tutto un altro peso, però davanti a questi elementi negativi, l'unico lato, diciamo, seppur minore, chiaramente positivo, è quello che ha spinto tutti quanti i genitori, in questo caso qua, a trovare soluzioni, ribaltando il problema della conciliazione di vita e lavoro anche alle aziende per il ruolo sociale che hanno e che prima è stato anche citato. E su questo, cioè, il tema è: come fa un lavoratore, una lavoratrice a conciliare i tempi di vita e di riposo e prendersi cura dei vari familiari che ha in carico. Non può essere un tema e un problema legato alla singola persona, ma deve essere un problema che ha l'azienda per la quale questa persona lavora. E questa anche didattica a distanza ha messo in luce questo tema, ed è uscito anche in diversi incontri che le varie scuole, i vari istituti hanno fatto con i genitori, dove anche legato per esempio agli ingressi scagionati e le uscite scagionate, alla domanda che facevano alcuni genitori: sì, ma come faccio io ad andare al lavoro se mio figlio o mia figlia entra più tardi o entra prima? Insomma, credo che la risposta vada veramente messa al centro, e che non può essere accettabile che la scuola debba adattarsi sempre e comunque alle esigenze del lavoro, senza tener conto che il lavoro ha un ruolo sociale e le imprese su questo hanno un ruolo sociale. E quindi il lavoro e le imprese devono adeguarsi non solo alle esigenze, in questo caso qua, legate alle scuole, ma anche alle esigenze del genere, della contrattazione di genere. Perché non può essere il contrario, non può essere che i problemi legati al genere debbano seguire sempre solo le esigenze lavorative. Quindi serve veramente un cambio di passo su questo, serve che le imprese ragionino su questo aspetto qua e lo affrontino in maniera seria e concreta, con esperienze veramente pratiche e positive. Un'altra cosa, insomma, che volevo portare è, proprio per essere abbastanza pratico, un esempio di come anche noi in ambito sindacale possiamo e dobbiamo leggere alcuni numeri. Questo farà sorridere alcune nostre colleghe, compagne che sono qui collegate, ma penso che sia
una cosa positiva e che ha fatto riflettere me in prima persona e che deve far riflettere tutti. Ad esempio, se noi analizziamo il numero delle iscritte donne che abbiamo in qualche territorio, anche nel settore trasporto, merci e logistica, che come avete detto anche prima voi, è purtroppo un settore ancora fortemente maschilista e sessista, e sapendo, me l'avete già detto anche prima, sapendo che anche lì c'è un'innovazione che viene avanti in maniera molto forte, molto veloce, alcuni ruoli veramente serve un cambio di cultura, un cambio di pensiero, perché oramai credo che in ambito logistico, se non il 100%, forse il 90% delle varie mansioni le può tranquillamente svolgere o un operatore maschile o un'operatrice femminile, senza nessuna differenza su questo. È proprio un retaggio culturale che ci portiamo dietro per affrontare e immaginare le varie mansioni. Su questo anche i contratti hanno da cambiare non solo i termini ma anche le sostanze quando vengono rinnovati. E intendevo dire prima che insomma quando vediamo aziende dove abbiamo un alto numero di iscritte donne, non dobbiamo solamente fermarci a festeggiare perché la percentuale dell'occupazione femminile e delle iscritte femminili aumenta dentro il sindacato. Dobbiamo veramente analizzare con molta attenzione le motivazioni che portano questo. E in ambito veronese le motivazioni non era una politica di genere attiva e particolarmente attenta, era che il sindacato era entrato in due grosse aziende che fanno fashion, logistica legata al mondo fashion, per cui gli operatori che lavorano dentro non sono operatori, sono operatrici, perché l'occupazione lì dentro è al 99% femminile, perché c'è ancora quel modello legato al fashion uguale donne, punto. Mentre nei magazzini di spedizioni così uguale uomo. Questa roba qua, questo modello va veramente smontato e il sindacato deve essere bravo a leggere questi numeri nella sostanza, non solamente nelle forme, e fare su questo le varie riflessioni che siamo chiamati a fare. Ok. Niente, insomma, quindi cosa possiamo fare noi come sindacalisti, come sindacato e come lavoratrici e lavoratori in generale? Io credo che dobbiamo veramente lavorare tanto sulla quotidianità, sia in ambito di contrattazione, che è il nostro pane quotidiano, sia anche in ambito sociale e culturale soprattutto. Dobbiamo veramente indignarci ogni volta che vediamo governi composti solo, esclusivamente quasi da componenti maschili. Dobbiamo indignarci ogni volta che ci sono battute sessiste in giro, ogni volta dobbiamo indignarci sui numeri delle occupazioni maschili, dobbiamo indignarci ogni volta che notiamo e vediamo le difficoltà e le differenze legate alla concessione sui vari part-time, sui livelli, sui salari. Ragazzi, quando c'è ancora a parità di mansioni, a parità di livello, le donne percepiscono ancora un reddito nettamente inferiore agli uomini. Dobbiamo veramente smontare questi modelli che purtroppo sono ad oggi in essere e dobbiamo in ogni ambito, quello scolastico, quello sociale, lavorativo, cominciare veramente a ragionare sulla parità di genere, perché i figli non sono solo della mamma, c'è anche spesso anche un papà e è un problema, un tema familiare che va affrontato a parità di condizioni e su questo anche le imprese devono metterci il proprio peso, sono chiamate a intervenire in maniera seria e precisa perché, ripeto, hanno un ruolo sociale e la società chiede la parità di genere al 100% su tutti quanti i territori. Grazie mille e buon lavoro. Grazie Raffaello. Non so se avevo capito che c'era anche qualche delegata dal territorio. Sì, ciao Fede, sono Malina. Malina.
Due. Non vedevo, scusami, ho visto che hai anche alzato la mano, perdonami, ti lascio la parola, scusa. Ciao. Sì, sarà breve. Io volevo dire che tante volte, appunto, per conciliare vita e lavoro, uno sceglie anche di fare part-time e purtroppo ancora oggi nel 2021 siamo sempre un po' indiscriminate, specialmente noi donne, insomma, che lo facciamo. E io, per dire la mia situazione specifica, è da novembre che sono stata spostata a fare il giornaliero, scusatemi, e sono in un gruppo con la stessa mansione di 11 persone e solo io da novembre non becco un'ora di notturno. Adesso io credo che comunque ci si debba concentrare un po' anche su queste ingiustizie, insomma. E niente, tutto qua quello che volevo dire. Allora, grazie Marina. Porti insomma, evidenzi comunque un tema che abbiamo solo sfiorato, ma che assolutamente sta dentro proprio la nostra discussione e sta dentro ovviamente la misurazione del lavoro sul tempo e non sulla qualità. Il tema del part-time è un tema davvero importante e complicato. Lascio la parola lo mettiamo lì perché penso che anche Tiziana insomma ne raccoglierà anche insomma questo spunto, assolutamente. Do la parola a Padova se Katia, dovrebbe esserci Katia. Sì, ciao, eccomi. Allora, aspetta un attimo, Mi scusa. sentite? Sì, ti sentiamo. Sì, infatti avevo appena scritto che... Aspetta un attimo, Katia, che forse c'è un'altra persona da Verona, scusami. Esatto, avevo capito che erano in due, sì. Scusa, vai. chiedo scusa, Malina, scusami, Sì, niente. è complicato vedervi tutte, quindi scusami, vai, niente. subito la parola. Grazie. Scusami, grazie. e presentati. Certo, Okay. Buongiorno a tutti, io sono Danca Malina, funzionaria della FILT di Verona, sono in distacco sindacale da 1 anno e prima ho lavorato per 10 anni in un'azienda di logistica e trasporti, una multinazionale che fa il lavoro di alta moda. Parlare di contrattazione oggi di genere significa prendere atto anche delle differenze che soggettivamente esistono tra uomini e donne. E questo perché possiamo parlare dell'incarico che hanno le donne in famiglia per la cura dei figli e della casa, perché ad oggi la donna a casa deve far tutto, solo lei. Tante volte, non dico, ci sono anche uomini che fanno di tutto e aiutano la famiglia, però spesso sono le donne a trovarsi a far tutto. Però poi nel campo lavorativo, adesso io parlo sulla logistica perché conosco tanto e molto di più la logistica, dove ho lavorato anch'io per tanti anni e dove la maggioranza sono le donne. E nel campo lavorativo ci troviamo spesso a svolgere le mansioni uguali ai uomini, però poi ci troviamo trattamenti economici diversi. Come mai? Bisogna mettersi questa domanda, ma bisogna risolvere, cioè rispondere a questa domanda qua. Oggi come oggi, con la crisi pandemica, ci sono ancora appalti dove le lavoratrici madri, ma anche gli uomini, ma specialmente le donne, hanno paura di chiedere il congedo per stare a casa, di stare a casa con i figli, perché dopo vengono ricattati. Se le aziende quando mettono in cassa integrazione i lavoratori perché il calo del lavoro e dicono che la colpa non è loro e della crisi pandemica, quello che è vero chiaramente, anche le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto di dire che devono accudire i figli perché le scuole sono chiuse e che hanno diritto di stare a casa con loro perché è un diritto a stare in congedo, a prendere questo congedo.
E appunto perché non è colpa di nessuno, perché è la colpa della crisi pandemica. Però a essere ricattati dopo, quello non va bene, quello sicuramente non va bene. Sono contenta che nell'azienda dove ho lavorato io, questa paura piano piano nelle lavoratrici e i lavoratori sparisce. E sono contenta che l'azienda finalmente ha capito e piano piano non fa più dispetti. C'è ancora da lavorare su questo fatto qua, però sono contenta quando mi chiamano e mi dicono che vogliono venire incontro alle lavoratrici, perché magari se devono stare a casa, fare il turno la mattina e non più quello di pomeriggio, venire un po' incontro. Però comunque bisogna dire anche basta a questa mentalità, a dire basta alla disuguaglianza, a dire basta al precariato e al mobbing, quindi fare un po' più propaganda su questo tema, di far capire alle donne che non devono aver paura di prendere un permesso o un congedo per accudire i figli. E, penso che non mi allungo più di questo, volevo solo dire questo, insomma, di dar più forza e di far più propaganda su questo tema qua, di non aver paura di chiedere insomma permessi o congedi alle aziende. Tutto qua. Grazie. Grazie a te Malina, davvero, davvero. È una testimonianza preziosa, anche perché parte da te, parte appunto dalla tua esperienza. Sono molto contenta. Allora, passo la parola a Katia Basso, che si presenta l'esperienza padovana. Sì, buongiorno. Io sono Katia Basso, adesso sono sono in distacco in Filt a Padova e ritorno dopo un po' d'anni che ho trascorso in un'azienda nell'Alto Vicentino. Parto da un evento che mi è successo in azienda. Io sono andata a seguire un'azienda come responsabile personale, un'azienda che a quell'epoca aveva 150 dipendenti, quindi insomma un'azienda non piccolina. Lavoravo in un ufficio con altri colleghi che facevano diverse attività, chi seguiva le assicurazioni, chi seguiva le bollette, quindi c'ero io che quindi con una certa responsabilità, visto che ero responsabile del trasporto, cioè ero responsabile del personale di questa azienda e c'era un ragazzo che faceva le bolle assunto come apprendista nella stessa stanza in cui lavoravo io. C'era il responsabile delle assicurazioni, quindi dell'ufficio, c'era un altro ragazzo che seguiva la fatturazione e un'altra persona che seguiva le cooperative. Vi ho rappresentato questa immagine per farvi capire qual era l'ufficio. Questo era l'ufficio, a fianco al nostro ufficio c'era la sala riunioni. In questa occasione il mio titolare, l'amministratore delegato dell'azienda, ha finito una riunione e probabilmente ha chiesto alle persone della riunione se volevano un caffè. Ha aperto la porta del nostro ufficio per chiedere se andavamo a prendere dei caffè. Lo sguardo ha girato le persone dell'ufficio, si è fermato su di me e ha detto: ma Katia, vai a prendere un caffè? Ecco, questo è stata la rappresentazione. Allora, non importa se non aveva senso che andasse la responsabile del personale di 150 dipendenti. Probabilmente l'ha detto l'apprendista piuttosto che la persona che fa fatturazione aveva più senso. Se io fossi stato un uomo, non l'avrebbe chiesto a me. L'ha chiesto a me solo perché ero donna. Allora, parto da questo per dire che c'è molta strada da fare. Io appunto tornavo in azienda dopo una prima esperienza che avevo fatto in CGIL e quindi
con un bagaglio culturale di parità, cioè queste cose il CGIL, insomma, credo che non avvenga più, spero bene, no? Però nella cultura veneta, mi permetto anche di dire, perché non a caso il Veneto ha un passo indietro anche come natalità, per cui nella cultura veneta purtroppo questa è la situazione. Quindi se io discutevo cioè iniziavo a discutere l'organizzazione del lavoro, tempi di vita, tempi di lavoro, c'è molta strada da fare perché dobbiamo continuare ad insistere in queste cose. È vero, diceva prima anche Raffaello, le aziende hanno una responsabilità sociale, dovrebbero avercela, e su questo bisogna lavorare molto nella cultura e nel sociale, perché altrimenti continueremo dentro alle nostre stanze a fare e iniziare iniziative, discussioni su conciliazioni, su inserire all'interno dei contratti tempi di vita, tempi di lavoro, il problema di part-time, il problema però dobbiamo iniziare a andare fuori dai palazzi, perché altrimenti non riusciamo a fare modifiche culturali. Su questo dobbiamo puntare, secondo me. È chiaro che qualsiasi tipo di iniziativa va bene e migliora, però deve diventare anche esterna, deve diventare inclusiva, perché altrimenti non riusciamo a modificare questa cosa. Lo smart working rischia nell'azienda, per esempio, che vi ho citato prima, non viene fatto. Perché? Perché è chiaro che la nostra cultura fa sì che non c'è, sembra che le persone non lavorino quando sono a casa, invece le persone lavorano di più perché io sono rientrata da poco anche dalla maternità, e per cui dopo utilizzi tutto il tempo per lavorare, cioè non c'è un problema di orario, per cui il bambino dorme, io riesco a fare qualcosa, cioè alla fine io opero molto di più, mentre il medio imprenditore veneto di cultura non particolarmente elevata pensa che uno non faccia niente, e quindi si scontrano molte volte anche queste attività, e quindi per esempio Samantha dice sì, stiamo facendo in Bartolini, infatti in queste grosse società sicuramente si riesce a fare nelle società, ripeto, un'azienda che adesso la mia conta 500 dipendenti, quindi stiamo parlando di una realtà piccolina, però non si riesce a fare un'attività di smart working perché c'è sospetto che qualcuno non lavori. Quindi questo rende più difficile il fatto di conciliare anche purtroppo la situazione attuale, e quindi conciliare l'attività lavoro-famiglia, perché dovremmo riuscire a cogliere in questa situazione disastrosa in cui siamo, credo che per un futuro lo smart working sia una buona pratica da accogliere e fare entrare. Non a caso lo smart working in Italia veniva utilizzato pochissimo, nel resto del mondo viene utilizzato già da molto tempo. Moltissime persone lavorano da casa da anni, io penso, cioè io ho amici in Canada piuttosto che in Inghilterra, e loro lavorano da casa da tantissimo tempo, quindi è una buona pratica che va utilizzata, e le condizioni di pari opportunità e di genere in quei paesi sono diverse rispetto ai nostri, insomma nel nord d'Europa la situazione è migliore, per fortuna, dal punto di vista di genere. Per cui dobbiamo provare in questa situazione a cogliere, quindi per esempio nel contratto, nei rinnovi contrattuali, in quello del merci, si sta provando a ragionare, oltre alla questione di Bartolini, che appunto è stato un po' promotore, adesso si sta provando a fare
degli accordi, spero anche negli altri corrieri, ma comunque iniziare anche a definirlo a livello contrattuale può dare delle opportunità maggiori, quindi ecco la buone pratiche da poter continuare, per poter mettere un po' il piedino, per poter far sì che si riprenda, perché con questa pandemia rischio che abbiamo fatto 3 passi indietro come parità di genere più che 3 passi in avanti, e questo mi dispiace, mi dà molto fastidio, devo dire, perché non c'è mai, c'è sempre l'occasione giusta per tornare indietro invece che andare avanti, e non va bene questa cosa qua. Per cui nel settore, che l'hanno già detto tutti, quindi non ripeto, il settore del merci che io seguirò in FILT, è un settore particolarmente complicato. Una buona pratica che noi stiamo provando a fare, perché di fatto questo settore ha tante problematiche con l'immigrazione, quindi non ha tutele, ci sono aziende piccole, quindi non si riesce ad intervenire, la cultura media è molto maschilista e sessista, sono aziende, cioè, quindi si fa difficile intervenire. Però, per esempio, un'altra cosa che proveremo a costruire è l'inserimento delle donne, cioè bisogna provare, adesso il 22 c'è lo sciopero in Amazon e quindi in questa partita si proverà a vedere di includere le donne, perché come dicevano anche prima, anche i driver, Samantha mi sembra sempre, dicesse che ci sono le donne driver, quindi, e anche in Amazon ci sono, quindi bisogna provare a far sì che entrino ancora di più, cioè il 22 appunto c'è il primo sciopero in una situazione in cui non sappiamo neanche come gestirlo, perché è complicato riuscire a fare manifestazioni, riuscire a far sentire la voce, cioè vedere che ci siamo in questa sensazione dove non possiamo ritrovarci fisicamente è complicato, però proveremo a far sì che questa cosa sia inclusiva anche delle pari opportunità. In un momento in cui molti perdono il posto di lavoro, credo che Amazon, che ha fatto fatturati su questa situazione, sta guadagnando un infinito, credo che debba esserci l'opportunità per cui le donne possono entrare, possono esserci nuove attività, e quindi anche qui proviamo a far sì che una delle condizioni per cui ci siano nuove opportunità per le donne, che sono quelle che stanno pagando maggiormente la situazione pandemica, quindi nuove opportunità. Credo che questo sia assolutamente necessario. Ecco, questo era un po' quello che volevo provare a condividere con voi. Grazie mille. Grazie Katia, hai anche tu aggiunto insomma dei temi e delle riflessioni nuove, oltre a quelle che avevamo già diciamo definito e delineato. Prima di passare la parola a Maria Cristina Marzola per Vicenza, aggiungo un elemento che voglio che poi vorrei insomma che Tiziana raccogliesse e spendesse qualche minuto, perché il tuo focus sulla il tuo racconto iniziale, quello del caffè, no? L'esempio del caffè, che quindi il tema di fatto degli stereotipi, cioè il fatto del non riconoscimento dell'autorevolezza e della professionalità dentro un contesto lavorativo. E quindi a chi è che chiedo di portarmi il caffè? Lo chiedo alla donna, indipendentemente dal ruolo che esercita, anche se è un ruolo ufficiale e quindi non un ruolo sconosciuto. E mi è piaciuta molto la definizione che dicevi: se non ti vedo non lavori, che è l'altro tema che riguarda lo smart working, che riguarda appunto anche lì uno stereotipo. In questo caso non è di genere, ma è lo stereotipo del controllo sul lavoro. E volevo ricordare a Tiziana, perché ha seguito direttamente i lavori, questo lavoro che è stato fatto, e poi
ti chiedo, Tiziana, magari di farne un cenno, perché aggancia un po' il tema della responsabilità sociale di imprese, di come le imprese devono attrezzarsi anche ad un nuovo modello organizzativo che utilizzi lo smart working ovviamente in termini corretti e non in termini discriminatori. Scusate la piccola parentesi, ma mi piaceva fissare anche le cose che hai detto e passare anche poi il tema a Tiziana. Do la parola a Maria Cristina. Buongiorno a tutti e tutte. Brava Federica che hai organizzato questa iniziativa, poi sarebbe anche simpatico produrre dei materiali, perché le buone pratiche si costruiscono anche con la continua diffusione e sollecitazione su tutte le esperienze che vanno fatte circolare. Allora, chi sono? Maria Cristina Marzola, segretaria della FILT di Vicenza. Ho un'esperienza abbastanza lunga sulle politiche di genere che seguo da qualche decennio. Sono anche componente del Comitato Pari Opportunità Nazionale del Gruppo Ferrovie dello Stato, e per la FILT nazionale seguo anche la sezione ferroviaria del sindacato europeo ETF, e sto partecipando alla contrattazione internazionale sulle politiche di genere nel settore ferroviario, che purtroppo si è interrotta per via del Covid. Non si riesce a fare contrattazione online, fondamentalmente questo è il tema. Dunque, comincio con un'immagine. L'immagine è quella di un nostro delegato autista del settore del trasporto pubblico locale, che partecipa alle riunioni con la figlia Nicole in braccio e che nutre col biberon. Perché comincio con questa immagine? Perché in questo anno di pandemia e con queste riunioni a distanza, ecco, questi strumenti ci hanno portato la famiglia con i loro corpi dentro le attività professionali, quindi abbiamo rovesciato completamente il paradigma, ma anche dentro il fare sindacato. Quindi adesso finalmente queste attività non sono più solo appannaggio delle donne, ma anche degli uomini. Anche loro rendono visibili questo loro essere padri, ne sono orgogliosi, ed è bellissima questa cosa. Quindi anche loro stanno sperimentando quanto il tempo diviso tra quello della cura e quello della produzione abbia assunto un valore completamente diverso. Quindi il concetto di conciliazione vita-lavoro sta diventando un'esperienza diretta anche per loro. Non sono molti, non sono tutti, però questa cosa comincia ad esserci. Ricordo anche prima della pandemia che con un altro collega, sempre dello stesso settore, al telefono costruivamo i criteri per l'assegnazione del premio di risultato, mentre lui cambiava i pannolini del piccolo e contemporaneamente dava indicazioni al più grandino di come fare i compiti, mentre la mamma, che lavora part-time, era appunto al supermercato a fare la cassiera. Ecco, quindi faccio questi esempi perché è molto importante riflettere su questo elemento. Mi rifaccio, vorrei citare la legge 125 del 1° aprile 1991, 30 anni giusti, di una legge che diceva all'articolo 1 del suo comma F che le azioni positive azioni positive da organizzare nelle aziende, avrebbero dovuto favorire, anche mediante una diversa organizzazione del lavoro, delle condizioni e tempo di lavoro, l'equilibrio tra responsabilità familiari e professionali, e qui viene il punto importante, e una migliore ripartizione di tali responsabilità tra i due sessi. Ricordo i commenti 30 anni fa, ma come? Ma chi deve intervenire
ad entrare nella vita della coppia. Ogni coppia si organizzerà per conto proprio. Ecco, guardate come nell'arco di questi lunghissimi, per me 30 anni, infiniti, però finalmente qualche cosa comincia a cambiare, quindi anche avere la pazienza di battere il ferro su questo è veramente fondamentale e dobbiamo continuare a farlo. Ecco, così come questi webinar, queste riunioni online hanno anche influito su un altro elemento, non solo sul tempo, ma anche su quello dello spazio della casa, che è cambiato con tutti dentro lo stesso appartamento, tutti a fare lezioni, insomma lo citava anche Verona e altre che sono intervenute prima. Finalmente gli uomini non usano più solo gli spazi tipicamente maschili dedicati alla rappresentanza, come il soggiorno, la biblioteca, li vediamo nelle incontri virtuali anche nelle cucine, nelle stanze destinate alle attività delle donne, gli spazi che di solito sono meno visibili e anche, se vogliamo, un po' svalutati. Ecco, quindi il Covid ha portato il tempo e lo spazio del lavoro dal sito di produzione industriale al luogo, quale luogo? Della casa, quello del lavoro riproduttivo, quello delle faccende domestiche. Quindi molti uomini stanno sperimentando anche gli aspetti negativi, come l'isolamento che comporta stare a casa per le donne, per le casalinghe, oppure per quelle che in quel momento non stanno facendo il lavoro produttivo. E il fatto fondamentale che questo lavoro non è retribuito. Federica lo evidenziava nel suo discorso di introduzione. Ecco, quindi parliamo di Covid e spuntano, in qualche modo vengono evidenziate anche le disparità salariali. Erano, ragazze e ragazzi, gli anni 70, quando a Padova, proprio a Padova, nacquero i primi collettivi femministi che lottavano per il salario al lavoro domestico. 50 anni sono passati, siamo ancora qui e quindi non abbiamo ancora raggiunto questi traguardi. Però ecco, tutto questo discorso volevo sottolineare perché allora uomini che fanno questi, che si occupano dei loro figli, dimostrano che la cosa si può fare. Ecco, e siamo passati, per citare un'altra legge, sono passati 21 anni dalla legge 53 del 2000 sui congedi parentali, ma anche su un altro tema che era in coda a quella legge, quello sui tempi delle città, ma di questo vi parlo dopo. Ecco, e quindi l'uso dei congedi parentali in questo periodo è stato molto utilizzato. Da ieri siamo di nuovo in zona rossa, quindi ancora qui il tema però quale? Che i congedi parentali comportano una riduzione di salario. La riduzione è sempre quella del salario minore in famiglia, è logico che si facciano questi calcoli e quindi ancora una volta vengono penalizzate le donne. Adesso vengo a parlare un po' delle pratiche che facciamo a Vicenza. Intanto parto anch'io dal dato delle iscritte. Sono il 23%, quindi siamo appena intorno al quarto del totale degli iscritti e quindi ben lontani dalla parità in questo settore. A Vicenza ci occupiamo più o meno di questi 3 settori: ferroviario, logistica, che è quello prevalente, e il trasporto pubblico locale. Vi volevo fare un esempio delle pochissime contrattazioni che stiamo facendo in questo periodo. Una di queste buone pratiche è il caso di una mamma sola con una bimba di 6 anni, una mamma seguita da un centro antiviolenza per violenza domestica, con un faticosissimo lungo percorso che l'aveva portata a richiedere il part-time. Siamo riusciti a farlo ottenere, ma poi con un papà che non paga i suoi contributi
per la figlia, e quindi a un certo punto questa mamma ha dovuto richiedere il tempo pieno, con tutti i dubbi: ce la farò, non ce la farò, per gestire la figlia, con un po' di aiuto da parte dei genitori. Ma finalmente, insomma, siamo riusciti a concordare il fatto che lei tornasse a tempo pieno, anche con un tempo, una flessibilità oraria. Scusate, non so se c'è qualche problema di connessione, datemi un feedback. No, tutto a posto, benissimo, ti avvisiamo, tranquilla. Benissimo. E quindi lei è riuscita a concordare anche una flessibilità in ingresso e in uscita per andare a prendere la figlia nei giorni in cui tocca a lei, e con dei recuperi nel sabato che facevano poi comodo anche all'azienda, e quindi questa cosa siamo riusciti a contrattarla anche con una sorta di garanzia, ecco, che la FILT ha offerto. Quindi a volte volevo sottolineare l'importanza del passaggio di mediazione dell'organizzazione sindacale anche in questo tipo di piccoli successi, di piccole buone pratiche, però molto spesso prima di tutto, sono ancora prima che noi a porre le difficoltà, sono le lavoratrici e i lavoratori stessi che temono di chiedere, quindi l'importante è proprio anche chiedere. Poi l'altra cosa che noi stiamo facendo in questo anno di pandemia come contrattazione sono purtroppo solo i cambi d'appalto, però vorrei evidenziare due tematiche, perché o i cambi d'appalto nel settore della logistica, se noi ponessimo attenzione a solo due elementi anche di questi semplici campi d'appalto, faremo comunque una piccola contrattazione di genere, perché uno degli elementi è quello della distanza da casa. I campi d'appalto comportano spesso quello di allontanare, cambiare il luogo di lavoro, e la distanza da casa per le donne è un elemento fondamentale. L'altra cosa è quella spesso che bisogna rinegoziare gli orari e quindi eventuali flessibilità orarie. Quindi questi due elementi, ancora una volta lo spazio e il tempo, sono due punti che, se potessimo di cui tenere conto, già avremmo fatto una piccola contrattazione di genere. Poi c'è la questione invece nel settore ferroviario. Volevo citare semplicemente la questione delle molestie, perché lo dicevi, Federica, nel tuo intervento, io ho avuto l'onere e anche l'onore di partecipare, anzi sono stata proprio io che ho spinto perché venisse applicato quello che c'era scritto nel contratto, ovvero sia il codice di condotta, che è stato scritto in 2 lunghissimi e faticosissimi anni di lavoro. Ve lo cito proprio per dirvi quanto tempo ci vuole per costruire un rapporto all'interno dell'azienda e anche tra le organizzazioni sindacali. E il codice di condotta è stato poi normato, è stato fissato insomma nel contratto del 2016, e poi era dormiente. Finalmente l'abbiamo riattivato nel 2019, è stato fatto il bando e il contratto per la consigliere di fiducia, che ha cominciato ad operare dal febbraio del 2020. E quest'anno, proprio a gennaio, dopo il primo anno di lavoro, ci ha fatto il primo report in cui ci ha raccontato quali sono stati i casi, per fortuna non molti, alcuni gestiti anche attraverso incontri virtuali per via del Covid, e noi come Comitato Pari Opportunità dobbiamo fare una relazione all'azienda con delle proposte di sensibilizzazione, formazione e informazione, e anche gestione, cioè aiutare i responsabili nella gestione dei casi, in più incontri con i CPO territoriali. Che cosa ci ha riportato la consigliera di fiducia? Che si sono rivolte a lei giovani donne
che non accettano quell'atteggiamento in cui i colleghi, soprattutto più vecchi, soprattutto nei settori meno, dove c'è un livello culturale diciamo più basso, chiedono di accettare il paradigma che il sistema funziona così e che loro si devono adeguare, devono sopportare le allusioni a sfondo sessuale, le battute che ledono la dignità, le espressioni contenenti stereotipi. E invece loro dicono no a questa normalizzazione, tra virgolette, perché questi comportamenti vanno fermati. Le lavoratrici e anche i lavoratori hanno diritto a svolgere un lavoro in un ambiente favorevole e sereno. Si sono rivolte alla consigliera di fiducia anche alcuni omosessuali che erano derisi per la loro scelta sessuale, quindi atteggiamenti canzonatori, offese, mancanza di rispetto. Ecco, quindi è chiaro che avere uno strumento come il codice di condotta e la consigliera di fiducia aiuta, però non vuol dire che se non c'è non si possano fare delle battaglie insieme ai lavoratori perché questi atteggiamenti vengono fermati. L'azienda per di più ha una responsabilità civile prevista dall'articolo 2087 del codice civile, in cui ha la responsabilità di costruire un clima aziendale sereno e quindi deve far smettere questi atteggiamenti e gestire eventuali casi. Avevamo proposto a SVT, l'azienda del trasporto pubblico locale di Vicenza, il materiale prodotto dalla Filt Veneto sulle modestie, era stato accettato, poi siamo entrati in stato di agitazione e quindi la cosa non è più andata avanti, ma spero di riproporre alla fine di quest'anno in occasione del 25 di novembre, tenendo conto di Maria Cristina, scusami, si sente probabilmente perché muovi i fogli o comunque insomma si sente fortissimo quando tocchi probabilmente i fogli che hai davanti e quindi facciamo fatica, ma solo questi ultimi secondi, solo per avvisarti, ok? Grazie. Ecco, vorrei concludere con un argomento che mi è molto caro, che vi avevo detto che vi avrei parlato della questione dei tempi della città, che è in coda alla legge 53 del 2000, che prevedeva appunto che a livello locale, quindi attraverso delle leggi regionali che anche il Veneto ha, ma che non ha mai applicato in nessuna delle province, venissero organizzati degli incontri tra vari soggetti, o adesso si usa questo termine inglese stakeholder, per organizzare appunto i tempi della città, come tenendo conto di una prospettiva di genere, cioè mettiamoci gli occhiali che ci fanno vedere che nel mondo ci sono due generi, uomini e donne, che hanno dei bisogni diversi. E quindi volevo fare un piccolo focus sulla mobilità di genere, perché ultimamente, anzi questi studi fatti dalle femministe sono partiti dagli Women Studies nelle università, coinvolgendo architetti, urbanisti, eccetera, sono partiti alla fine degli anni 70, ma continuano a svilupparsi e ho proprio un paper del 2020 sotto mano, quindi la cosa sta prendendo piede. E allora vengono evidenziati che ci sono proprio delle differenze negli schemi di mobilità e di comportamento di uomini e donne, quindi nell'utilizzo anche dei mezzi di trasporto. Ecco, quindi allargando un po' la nostra prospettiva non solo a chi lavora, ma anche a chi trasportiamo. E quindi è stata proprio definita questa mobilità, la mobilità della cura. E poi è stato fatto anche un focus su cui non mi soffermerò, ma che sarebbe interessante anche quello approfondire, che è quello della geografia della paura e del rischio, soprattutto per le donne, che comporta delle restrizioni di movimento nello spazio pubblico.
Allora, che cos'è questa differenza tra uomini e donne nei movimenti? Allora, i movimenti dei pendolari, quando vengono fatte le scelte da parte di chi organizza il servizio pubblico, di cui si tiene conto, sono quasi esclusivamente quelli da casa al lavoro produttivo, salariato, quello che generalmente hanno gli uomini. Quello delle donne occupate nel lavoro riproduttivo invece non è considerato essenziale, perché è nascosto dentro categorie come tempo libero, shopping e accompagnamento. Tutti questi sono viaggi non obbligatori che non implicano obblighi contrattuali o compensazioni finanziarie e sono costantemente sottovalutati rispetto ai viaggi di lavoro o studio che prevalgono nella pianificazione di un trasporto collettivo con caratteristiche di efficienza economica. Ecco, invece se parliamo di quelle che fanno le donne, quindi di questa mobilità della cura, le donne compiono i cosiddetti spostamenti concatenati, cioè accompagnare gli altri, fare le spese quotidiane, le commissioni familiari, la manutenzione della casa, l'organizzazione dell'amministrazione familiare, le visite ai parenti, agli anziani, ai malati, anche in ospedale. Ecco, questa vedete come anche la mobilità è specchio della diversità di genere. Le donne fanno percorsi più brevi, però fanno più viaggi. Lo schema in cui si muovono non è lineare da un punto all'altro, orizzontale, ma è un poligono non lineare e usano meno l'auto e di più i mezzi pubblici. Ecco, veramente ci sono ancora tantissime cose da dire, ma adesso devo veramente chiudere. Allora, conclusioni. Penso che il Covid ha messo in evidenza il bene incommensurabile della salute. È un valore che vediamo che sta prevalendo anche su quello della produzione economica, o almeno si sta provando a bilanciarlo, però insomma ancora oggi, se siamo in zona rossa, è per questo. Quindi mi chiedo, sta cominciando una nuova fase in cui anche elementi immateriali come il benessere, la cura, la salute, tutte le cose di cui noi donne ci occupiamo da sempre, stanno cominciando ad assumere un valore diverso. È in questo momento che dobbiamo incunearci con il nostro lavoro. Io mi auguro che le cose appunto comincino a cambiare, che sia una nuova fase, e so che noi come FILT siamo pronti. Grazie Maria Cristina, davvero hai aggiunto temi importanti, hai evidenziato tutto il tema dei tempi della città che non avevamo ancora affrontato e che è a noi molto caro proprio per la declinazione anche che dicevi. Noi abbiamo un ruolo dentro no? questo tema importante, proprio come categoria ovviamente. Mi è piaciuto molto anche tutto l'aspetto del mettiamoci gli occhiali, per questa metafora di mettersi gli occhiali per avere finalmente uno sguardo, no? Che comprenda davvero la complessità. Ti ringrazio davvero e altro spunto per Tiziana. E volevo sapere se Giovanna, che è la tua delegata, vuole intervenire e raccontarci anche la sua esperienza semplicemente dentro il luogo sì, di lavoro. ciao, Giovanna. volentieri. Ciao, grazie. So che non puoi accendere la videocamera, non c'è problema, ti ascoltiamo. Ok, Grazie. ottimo, grazie. Se ci sono problemi di collegamento, fatemi un fischio al limite. Allora, intanto volevo iniziare ringraziando Maria Cristina e te Federica per l'opportunità. Mi presento, io sono Giovanna Manuzzato, delegata FILT Vicenza dal recente 2019. Lavoro come impiegata in una multinazionale nel settore della logistica.
siamo in 2 campus con 23 dipendenti e per quanto riguarda appunto che adesso siamo rientrati in zona rossa e con tutti i vari problemi delle scuole chiuse, non mi posso lamentare per quanto riguarda i congedi parentali che sono stati tutti accettati dalla ditta senza nessun problema. Con lo smart working siamo non benissimo organizzati, quindi ovviamente per una questione di busta paga finale, oltre alla proposta del congedo parentale, è stata proposta anche la condizione di ferie, se appunto il 50% non dovesse bastare, però qui poi è una decisione personale del dipendente e non ci si può fare niente, diciamo. E poi una cosa che mi fa molto piacere di tutta questa giornata qua, appunto, parlare e combattere per la parità di genere, però una cosa che a me piacerebbe molto che passasse insieme a questo messaggio è che una donna non è lì solo in quanto donna, ma perché quella donna vale, perché quella donna lì farebbe il lavoro quanto un uomo, se non in miglior maniera. Perché se no il caffè lo andremo a prendere sempre noi donne. Ed è giusto proprio far valere il significato di donna, il significato che non è essere donna vuol dire essere inferiore, essere troppo impegnata per fare un lavoro sottile, anzi, assolutamente no. E detto questo, io credo di aver detto anche tutto quel che penso a riguardo di questa giornata e riporto ancora tutti i ringraziamenti. Grazie. Grazie Giovanna. Hai aggiunto comunque anche il tema del valore, no? Del riconoscimento, del valore, della professionalità, dell'essere viste come persone. E io passo la parola a Tiziana e aggiungo alle cose, con Tiziana aggiungo un aspetto, perdonami Tiziana, un aspetto anche di storia personale. Io e Tiziana ci conosciamo da tanto tempo e ci siamo incontrate tra l'altro quando entrambe facevamo, sempre in ambito sindacale, ma insomma ci occupavamo con ruoli completamente diversi. E io devo confessarvi che Tiziana l'ho incontrata proprio nella militanza rispetto al tema della discriminazione. E voglio ricordare due episodi che in parte, in qualche modo, agganciano ovviamente questo tema. E prima Maria Cristina parlava della discriminazione anche per orientamento sessuale. E ricordo a Tiziana, se lo fosse dimenticato, che ci incontriamo proprio, io allora non ero nei trasporti, facevo la consigliera di parità, ma ancora prima insomma ero in Confederazione a Venezia e c'era stato, lei era la segretaria dei tessili, eri tessile e c'è stato il caso di un ragazzo discriminato proprio per orientamento sessuale, con insomma è stato davvero con anche un pesantissimo danno alla persona psicologico, insomma. E mi ricordo che mi ha colpito molto di Tiziana, oltre alla competenza, proprio questa cura, no? Questa capacità di ascolto, di cura e di catturare queste situazioni che normalmente in qualche modo diciamo non riusciamo ad intrecciare. E poi un altro episodio che ci lega entrambe in maniera, spero di non emozionarmi, in maniera fortissima, per il primo caso che ho seguito come consigliere di parità riguardava una lavoratrice che Tiziana seguiva e insomma di cui c'è traccia anche in storie che abbiamo poi anche scritto, insomma voglio dire, e in sentenze importanti che ci sono state,
e magari se vuole insomma Tiziana ne parlerà, e questo insomma mi lega molto a lei, per cui con Tiziana ho anche insomma un coinvolgimento emotivo importante. Scusami se l'ho fatta personale, però insomma dobbiamo anche dirci, anche far passare le emozioni, non solo la competenza e la testa. Anche su questo tema. Grazie, mi taccio, hai tutto il tempo, insomma siamo giustissimi come tempi, giustissime, e a posto. Grazie. Grazie Federica anche per le tue parole che sono assolutamente reciproche. La relazione poi vado anche su questo punto. Allora, intanto veramente vi ringrazio, bella occasione di riflessione e di ripresa di un tema che rischia di essere travolto dalla nostra quotidianità. Abbiamo tantissime preoccupazioni, tantissime difficoltà, viviamo una quotidianità veramente pesante rispetto ai temi sindacali, per cui rischiamo magari anche noi stessi e noi stesse di lasciare indietro. Diciamo che venire a parlare con la FILT è facile, mettiamola così, perché FILT ha una grande tradizione, cioè con le compagne della FILT il lavoro è sempre stato ottimo e hanno sempre prodotto sullo specifico tema della contrattazione di genere molto lavoro e molti strumenti utili per i compagni e le compagne che magari si affacciano a questo tema, per cui oggettivamente parliamo di una categoria che ha sempre avuto molta attenzione. Io lo dico però perché ci sono state e ci sono delle compagne, perché questo tema, quindi l'attenzione al tema, purtroppo anche nella nostra organizzazione non è scontato, quindi mi ha fatto piacere sentire Raffaello. Però insomma oggi è comunque l'unico insieme al compagno delegato di Treviso che rappresenta l'altro genere. Io parto da un tema, dopo cercando di toccarli tutti, perché veramente avete messo moltissima carne al fuoco, partendo da che momento stiamo vivendo. La pandemia ci ha consegnato una situazione anomala, per cui noi siamo stati, se guardiamo alla fase acuta esattamente un anno fa, tutti a casa, ad eccezione delle donne. In gran parte erano le donne. Nel periodo di lockdown totale al lavoro c'erano i medici che hanno una buona rappresentanza femminile, gli infermieri in cui la prevalenza è femminile, gli operatori sociosanitari, anche qua dove la presenza, cioè chi cura. Quindi la stragrande maggioranza delle persone al lavoro erano donne ed erano anche insomma le eroine, vi ricordate i murales, vi ricordate i manifesti. Quindi chi sosteneva l'Italia era l'immagine di un'infermiera, ma questo valeva anche in parte per le insegnanti che si sono reinventate da un minuto all'altro una didattica online di cui non sapevano nulla, e quindi anche loro erano al lavoro, così come le commesse dei supermercati. Come però si è ripreso, si è riaperto, quindi quando si è riaperto il mondo del lavoro e quindi là vi ricordate tutto il tema dei codici Ateco, la presenza eccetera, e si è ripresa l'attività lavorativa, allora però, mentre non si è ripresa la didattica, come diceva anche Raffaello, perché si è continuato per tutto l'anno scolastico con la didattica online, a quel punto le donne sono dovute rientrare a casa per mettere insieme il lavoro e la cura. E questo è un dato significativo e io apprezzo quello che dice Maria Cristina, però io vedo dei segni di arretramento, per cui io sono preoccupata. Sono preoccupata perché se guardo ai dati occupazionali, e parlo della nostra regione, parlo del Veneto, allora noi partivamo dopo la crisi, quindi nel 2019, con un dato occupazionale femminile buono rispetto al resto d'Italia, anche se nettamente inferiore a quelli che sono i livelli europei. Però questa occupazione femminile, che in parte aveva sostituito quella maschile dopo la crisi, quindi noi avevamo avuto una diminuzione nei settori manifatturieri ed una integrazione nei settori dei servizi, la dico così semplificando.
Però quel lavoro era un lavoro che sia dal punto di vista dell'orario, è un lavoro che ha orari bassi, quindi quell'occupazione femminile è un'occupazione femminile, era, perché dopo vi racconto insomma anche come invece è cambiato in questo anno, ha poco valore aggiunto, cioè retribuzioni basse perché poco orario, anche qualificata poco, ed era appunto caratterizzata dal part-time, come dice Eleonora Pinzuti, obbligato, che lei usa questo termine, che è piuttosto che involontario, mi ha convinto che è molto più efficace. Per cui noi partivamo da là. Cosa è successo con il Covid? Con il Covid abbiamo visto un fenomeno. Il primo è stato quello della mancanza del lavoro stagionale, che riguarda molto le donne. E quindi questo ha di fatto fatto perdere da subito dei posti di lavoro alle donne. Poi c'è stato un altro tema che ha coinvolto le donne, che riguarda il tema della differenza salariale. Lo diceva bene Federica, noi in Veneto siamo una delle regioni che ha il gap salariale più alto. La regione certificava che a parità di livello e a parità di orario, ok, quindi full time, meno 35%. Arriviamo al 50% nelle posizioni apicali. Questo perché? Perché le donne, appunto, che hanno ancora a loro carico quasi tutto il lavoro di cura, non hanno quella flessibilità legata agli straordinari, legata a tutte quelle che sono le attività, no, entrata, uscita prima o dopo, che danno, molto spesso riconoscono indennità. Lo diceva bene la compagna prima, diceva, boh, io scelgo il part-time per la gestione, ma non solo vengo penalizzata rispetto a uno stipendio inferiore perché faccio meno ore, ma poi anche tutto il resto che ruota intorno alla prestazione lavorativa mi si riduce la possibilità di avere l'accesso ad alcuni benefit, ad alcune indennità, per cui questa penalizzazione che è sul salario ce la portiamo dietro per tutta la vita. Questo è un aspetto che come donne, e credo che ci sia anche un tema culturale che dobbiamo diffondere tra le lavoratrici. A me toccava, quando appunto seguivo il tessile, come diceva bene Federica, di incrociare molte lavoratrici che dopo la maternità provavano a chiedere il part-time, che era complicatissimo, oppure rinunciavano al posto di lavoro. Ma questa loro scelta, che non è una scelta, perché il tema è che non è una scelta, questa è una non scelta, cioè un percorso obbligato, le portava di fatto ad essere penalizzate non solo in quei 3 anni in cui magari si gestivano il bambino piccolo, eccetera, ma per tutta la vita lavorativa, rientro al lavoro complicato, se si riesce. Il part-time comunque incide sempre più sulla poi la prestazione anche pensionistica, per cui noi abbiamo una situazione per cui dobbiamo chiederci, e dobbiamo farlo questo ragionamento con le lavoratrici che incrociamo, ma se tu avessi la possibilità di avere dei servizi adeguati, sceglieresti comunque il part-time? Se tu avessi la possibilità di avere una gestione paritaria dei congedi assieme al tuo compagno, al tuo marito, sceglieresti comunque il part-time. Se questi congedi fossero retribuiti in maniera più adeguata, quindi anche da parte maschile ci fosse questa scelta, sceglieresti comunque il part-time, e fare capire qual è la conseguenza che porta poi lungo tutta la vita questa scelta. Poi io comprendo che ci siano delle donne che vogliano invece fare delle scelte individuali, ma rispetto a queste scelte individuali dobbiamo anche creare una rete di protezione, perché altrimenti diventano un boomerang contro la donna. Quindi questo è un tema su cui c'è ancora moltissimo lavoro da fare. Dicevo che nel Covid, durante il periodo Covid, la situazione retributiva delle donne è peggiorata, perché noi abbiamo l'osservatorio del nostro patronato che ha fatto le domande di congedo parentale, e il congedo parentale è stato preso per l'80% da donne. Cosa significa? Che quelle giornate sono state pagate al 50%.
e quindi quelle donne hanno avuto un'ulteriore riduzione del loro salario. È stato di nuovo calato il tema della cura sulle donne. E anche lo smart working, sia per professione, questo è un tema anche della prevalenza delle professioni, è stato fatto da donne. Allora, lo smart working, appunto diceva Federica, noi ci abbiamo lavorato moltissimo, ci abbiamo lavorato con un progetto della regione quando ancora lo smart working era pochissimo praticato e volevamo in qualche modo ampliare l'accesso addirittura nelle piccole imprese, tanto che dopo da quel lavoro di analisi, di approfondimento, di studio, ma anche di elaborazione di linee guida su cosa deve contenere l'accordo individuale, quindi contenuti minimi. Poi da quel lavoro è scaturito anche l'accordo nel settore artigiano, quindi addirittura abbiamo detto ci proviamo a farlo. Ma quello che noi abbiamo fatto in questo periodo non è smart working, è un lavoro da casa che ha invaso il lavoro, la vita personale, la vita familiare e ha dettato di fatto nuove regole che si sono calate soprattutto sulle donne. Vi faccio un esempio anche della legge che è uscita ieri rispetto ai congedi. Allora si dice che l'altro genitore non può prendere il congedo se ha il coniuge in smart working. Questo significa che si pensa che sia compatibile il lavoro con la cura in contemporanea, quindi si somma fatica. Mentre io penso che lo smart working sia oggettivamente, se gestito bene, contrattato, e per quello noi diciamo deve essere definito dai contratti collettivi, siano essi aziendali o nazionali, di flessibilità positiva. Ma allora è un'altra cosa, c'è il tema dell'autonomia del lavoratore e della lavoratrice, perché questo diventi uno strumento oggettivamente positivo, perché oggi non è stato telelavoro, chiamiamolo home working, chiamiamolo quello che vogliamo, però non è stato quello strumento che anche la norma diceva. Dopo io anche qua sono sempre molto tranchant, ve lo dico, per me quella è una modalità organizzativa. Io posso lavorare in azienda, per esempio con le flessibilità di entrata ed uscita, posso lavorare in smart working. Ha degli effetti conciliativi, può avere degli effetti conciliativi, ma non è una forma conciliativa. Quindi lo smart working è una forma organizzativa del lavoro che dopo può trovare il fatto che io sto meno in macchina, quindi ho più tempo, può trovare l'effetto benefico che se posso organizzarmi, posso gestire anche il tema della cura, se ho un'autonomia, però altrimenti rischia di diventare appunto un doppio lavoro, una somma di lavori. Per cui su questo punto, su cui anche voi come categoria avete lavorato molto e avete fatto anche degli accordi molto positivi, c'è proprio un gran lavoro, proprio perché può diventare uno strumento, e lo sarà per forza di cose, perché poi l'abbiamo visto, uno strumento utilizzato, ma che deve avere appunto questo tipo di effetti positivi e non trovarci invece ad avere delle conseguenze. Poi io vado su un tema che a me, Federica, è molto caro, che intreccia il tema, in parte il tema dei codici di condotta di cui avete parlato, del tema molestie e violenze nei luoghi di lavoro, ed è il tema della salute e sicurezza. Io su questo allargo un po' lo sguardo. Allora, abbiamo avuto modo di ragionare con altre categorie ed è un tema che vi devo dire che anch'io avevo affrontato poco, perché sul tema di salute e sicurezza di genere abbiamo fatto molti lavori, però sullo stare bene in azienda, che era uno dei temi che anche Federica nella sua relazione iniziale affrontava, abbiamo avuto modo di approfondire in maniera molto dettagliata, e vi porto questa riflessione perché penso sia utile anche a voi rispetto alla contrattazione, su stress lavoro correlato. In questo anno di Covid, lo collego sempre al periodo che stiamo vivendo, è un tema all'ordine del giorno, è molto aumentato, ma dobbiamo aver presente che lo stress lavoro correlato è diverso per una donna in base al genere. Il corpo della donna reagisce in maniera diversa rispetto al corpo degli uomini.
e dobbiamo avere l'attenzione a gestire questo tema, quindi la salute e sicurezza di genere, con un'attenzione particolare in questo momento quanto mai, perché è un tema proprio, diceva Maria Cristina per ultima, ma anche Katia lo diceva, no? Se c'è un atteggiamento pesante nei confronti delle donne che svalorizza il ruolo delle donne, questa parte di malessere che c'è deve essere riconosciuta, devono essere tolte le cause subito, ma c'è anche proprio un approccio che deve vedere anche il documento di valutazione dei rischi, che deve avere questo tipo di attenzione. Ed è un tema su cui noi possiamo, e secondo me dobbiamo, sperimentare, dobbiamo cominciare a muoverci, perché possiamo in qualche modo cambiare le condizioni anche da questo punto di vista. Le cose che oggi voi avete affrontato e messo in fila rispetto anche proprio alla necessità di un cambio culturale, io mi aggancio proprio qua. Il tema della valorizzazione del lavoro femminile e anzi il tema della svalorizzazione a me preoccupa proprio per la fase che stiamo vivendo, per le cose che vi dicevo prima. Se va bene che la donna rinunci al salario e vada in congedo per la cura, se lo smart working viene dato come accompagnamento alla cura, no? Non come modalità organizzativa che trova la scelta consapevole della lavoratrice. Se i dati occupazionali si riducono, allora significa che pensiamo che possa la donna tornare tranquillamente a casa, perché non è il suo lavoro, il suo essere al lavoro, il suo determinarsi e autodeterminarsi attraverso il lavoro è considerato una condizione cedibile. Allora qua c'è proprio un tema di nuovo patriarcato, meno riconoscibile, perché in linea teorica, mi sono confrontata in questi giorni, in linea teorica noi abbiamo normativa, lo richiamava Federica, lo richiamava Maria Cristina e anche alcune di voi, noi abbiamo normativa, abbiamo i contratti. Quale contratto dice che c'è una retribuzione diversa tra uomo e donna? Spero proprio nessuno, però comunque poi nell'analisi allora il tema puoi fare tutto, sei tu che non vuoi, sei tu che rinunci, che scegli il part-time, sei tu che rinunci e scegli la cura, è un tema che c'è sotto traccia, e quindi il fatto che ci sia un arretramento, la nostra regione, insomma lo sapete, è una regione complessa, che da questo punto di vista le politiche anche rispetto ai diritti diciamo più generali, l'accesso alla 194, i consultori, è una regione che fa delle scelte quotidiane. Ricordo a tutti che abbiamo avuto, forse ci siamo anche confrontate con Federica, la regione fa un bando un po' di tempo fa che si chiama il Veneto delle donne, e poi nelle sue azioni ci sono dei termini, no? Il filo, la tela, che richiamano a lavori prettamente femminili, e poi quando fa delle azioni conciliative, quindi sono riservate alle sole donne, quindi gli uomini rispetto alla cura non vengono considerati. Quindi noi abbiamo la necessità di modificare culturalmente, lo diceva bene Eleonora, lo stato d'essere che abbiamo, perché io vedo appunto un rischio di arretramento, seppur appunto fortunatamente i padri sono più consapevoli, però tutto il resto della società non lavora perché le donne accedano al lavoro in maniera consapevole, possano permanere indipendentemente dalla loro scelta di vita, di diventare o no madri. Dobbiamo trovare strumenti che tolgano il peso della cura, quindi che aiutino, quindi dagli asili nido, ma anche al tema dell'assistenza agli anziani, perché altrimenti tutta la vita le donne sono destinate al lavoro di cura, prima come madri e poi come figlie, perché questo è il tema, no? Quindi noi dobbiamo tentare di fare questo lavoro. Allora, per non farla troppo lunga, perché veramente avete detto molte cose interessanti,
Io penso che sia necessario lavorare con le imprese. Abbiamo fatto delle esperienze positive quando siamo riusciti a far fare a tutti i lavoratori formazione su questi temi. Quindi siamo riusciti a mettere in campo una riflessione che ha proprio quell'obiettivo di cambiare culturalmente la situazione. Difficile, complessa, vista anche di malocchio anche da parte degli stessi lavoratori, però poi un po' alla volta, quindi con le aziende è uno dei temi che ci troviamo ad affrontare, che ci troveremo a affrontare. La formazione non è un tema aziendale, è un tema contrattuale e anche queste tematiche noi possiamo introdurle all'interno della formazione, tra l'altro finanziata, perché sono temi che modificano lo stare in azienda e dovrebbero migliorare le condizioni all'interno dell'azienda. L'altro punto su cui io due brevi riflessioni. Uno del lavoro che dobbiamo fare, che devo fare io in particolar modo come Confederazione con la Regione Veneto, perché il tema dell'occupazione femminile e di che tipo di occupazione è un tema fondamentale. Dobbiamo scardinare quell'idea che c'è anche nella recente legge sulla famiglia, fatta dalla legge 20 della Regione Veneto, per cui le politiche di genere sono le politiche per la famiglia. No, sono un di cui, cioè è un'altra cosa. Per cui questo è un punto su cui noi dobbiamo lavorare, perché e stiamo lavorando, abbiamo fatto un lavoro assieme ad Assunto, abbiamo fatto un grandissimo lavoro di mappatura sui consultori, perché anche l'accesso ai servizi per le donne, tenete conto delle difficoltà che vivono soprattutto le donne migranti di accesso libero a determinati servizi, quindi noi dobbiamo presidiare questi che sono dei punti di civiltà e di esercizio del diritto per la donna. Quindi su questo dobbiamo lavorare con la Regione. Dobbiamo lavorare con la Regione anche perché appunto cambi il linguaggio, perché io penso passi anche di là. Io sono segretaria della CGIL del Veneto, ci tengo a questo aspetto perché penso che il tema non è il mestiere, ma è la mia soggettività nell'esercitarlo, per cui però anche sul linguaggio regionale che è molto molto maschilista, misogino e anche ogni tanto caricato di una benevolenza nei confronti della donna che torna al tema del patriarcato e degli stereotipi. Ultimo punto è quello appunto che cosa facciamo noi? Noi facciamo contrattazione tutti i giorni, quotidianamente, perché da là veramente possiamo cambiare. Gli esempi che voi avete portato sono esempi importanti perché modificano strutture molto spesso consolidate e cambiano la condizione individuale. E torno per chiudere a quello che diceva Federica all'inizio. In questi giorni si festeggiano i 40 anni del nostro istituto di ricerca dell'IRES e l'IRES ha chiesto alle compagne di dire cos'è per te stare in CGIL rispetto anche a questo tema. Allora io ho scritto che per me essere una donna che lavora con le donne e per le donne è Susi, che Susi è questa compagna molto giovane che purtroppo ci ha lasciato anche molto presto, su cui abbiamo lavorato assieme, io e Federica e Marta, l'avvocata nostra, che ci ha dato una mano in una grande collaborazione tra donne, che io considero molto importante, in una grande solidarietà tra compagne, di aiuto reciproco, e io appunto considero questo essere una sindacalista che guarda alle questioni di genere, lavorare tutti i giorni per fare un passo in avanti, perché lo scrivevo, no? Con difficoltà ogni tanto si arretra e anche con qualche sofferenza, perché poi quella è stata anche una sofferenza di perdere una compagna così giovane. Però
è un punto dirimente. Noi lavoriamo, io me lo ricordo quando ho parlato per la prima volta con la mia delegata chiedendo l'iscrizione in CGIL, lei mi diceva fare sindacato è migliorare le condizioni di vita e di lavoro, quindi entrambe. E quindi su questo siamo impegnati. Voi come Filt non ho dubbi che siate impegnati quotidianamente, vi ringrazio ancora e insomma, e ci siamo assieme, sempre. Grazie. Grazie Tiziana, davvero, grazie di averci accompagnato e di aver condiviso questa mattinata. Io penso davvero che sia stato un buon lavoro, molto molto ricco e che ci dia proprio e che vada proprio nella direzione che auspichiamo, quella di migliorare le condizioni, di migliorare anche la nostra efficacia nelle situazioni che affrontiamo e grazie, insomma, grazie davvero. E grazie a tutte e a tutti. La diretta, insomma, penso che si chiuda qui. E grazie davvero, è stata una bellissima mattinata. Grazie per il vostro contributo e per il lavoro che fate quotidianamente. Ciao a tutte e a tutti. Grazie a tutti. Ciao. Grazie a te Federica e Tiziana, ciao a tutti. Grazie a tutti, ciao. Ciao.